E naturalmente anche questa mattina continuiamo il viaggio di mamma Teresa, questa mamma che rappresenta tutte le mamme in questo momento che stanno cercando di trovare i loro figli, almeno le spoglie dei loro figli. Pensate 77 guerre, pensate quante mamme, quanti genitori disperati. Arrivate a Happening, la signorina proseguì per la sua destinazione. Ci salutammo con l'augurio di vederci l'anno successivo. A Happening restai 2 giorni e feci nuove conoscenze. L'albergo non andai perché tanto la signorina Giustina quanto il signorino Otto mi avevano scritto in precedenza che mi avrebbero voluta loro ospite. Al mio arrivo andai subito in Camposanto e immaginavo che qualcuno sarebbe venuto a prendermi. Infatti, con la voce si sparse che ero arrivata e dato che era sabato e non andavano a lavorare, mi vennero subito a prendere, sgridandomi perché al mio arrivo non mi ero recata subito a casa loro. Di questo mi scusai e intanto capitò lì una signorina di circa 50 anni che chiese alla signora Giustina di dove venivo e chi fosse il povero defunto che venivo a visitare. Dopo che glielo ebbero detto, tutta commossa chiese di baciarmi, pianse assieme a me e tutta emozionata mi salutò e se ne andò. Il signorino Otto e la signora Giustina mi dissero che era una maestra tanto buona e che le avevo fatto una pietà immensa. Alla sera la solita campana annunciò l'ora di lasciare il cimitero e quindi giunse il momento di lasciare la tomba per me tanto cara. Decisi allora di accettare l'ospitalità della signorina Giustina. Con lei mi trovavo bene perché potevo parlare in italiano. Continuai ad andare in Germania sulla tomba di mio figlio per diversi estati e venivo sempre accolta con affetto dalle persone del paese. Nel 1953 il signorino Otto mi disse che sarebbe venuto in gita in Italia con una comitiva. L'ultima città che avrebbero visitato sarebbe stata Venezia e risalendo da Rimini sarebbero passati senz'altro per San Nicolò. Io allora gli lasciai l'indirizzo dicendogli che abitavo poco lontano e lui mi promise che se l'autista avesse concesso un po' di tempo sarebbero venuti a trovarmi. Adesso inizio a presentare gli ospiti graditissimi che ho questa mattina. Abbiamo in presenza il dottor Marco Zabotti, direttore scientifico Diocesi Beato Toniolo di Pieve di Soligo. Grazie dottor Zabotti. Grazie anche al sindaco di Refronto Mauro Canal. Buongiorno sindaco, grazie anche a lei di essere qui. Voi vi chiederete perché Mirella legge questo libro, queste pagine. Perché è un libro attualissimo e voglio ricordare tutte queste persone. Pensate cosa vuol dire perdere un figlio. Per una mamma, specialmente per una mamma, è una cosa atroce. Questa donna che nonostante ne abbia 5, ma ne manca uno, manca il 6º che è a Iadace e lei lo sta cercando finché lo trova, ma non le basta, vuole riportare a casa almeno le spoglie e parte da sola, non sa lingua, non sa niente, eppure l'amore per questo adorato figlio è immenso. Allora io partirei proprio dal sindaco Canal. Sindaco, io ho detto anche ieri, io tutte le mattine ho sindaci, è il primo che va a bussare le porte dei lutti, di questi disastri familiari, siete voi in prima linea. Non c'è nessun altro come il sindaco e il prete che sono vicini in un momento di tanto dolore. Però un momento di tanto dolore anche per quelle famiglie che non ce la fanno, sindaco, famiglie per bene, con questi rincari veramente siamo con le spalle al muro. Io oggi inizio a preparare il banco solidale, domani per distribuire queste derrate alimentari e sono veramente molto preoccupata perché dicevo ieri, ma lo dico ormai tutte le mattine, che arrivano famiglie per bene, persone per bene, vedo questi bambini, questi ragazzi soprattutto umiliati perché venire con loro al banco solidale è un'umiliazione, inutile che ce la giriamo e per quanto io abbia questo banco all'interno dell'ente provincia, è l'unico in Italia, un ente pubblico, lontano da occhi indiscreti, io li vedo questi ragazzi di 14, 15, 16 anni che vengono a aiutare la mamma a portare la borsa, perché diamo delle belle borse veramente importanti, però è sempre un'umiliazione. Io li vivo quei momenti e veramente non mi capacito di dire ma come, eravamo la 4ª potenza al mondo, avevamo questa creatività che riuscivamo a fare qualsiasi cosa, tutti ci invidiamo. Cosa è successo, sindaco, secondo lei? Che siamo ridotti così, dobbiamo comprare tutto, non riusciamo più a creare niente? Prego.
Beh, intanto saluto Marco Zabotti, mi fa piacere sia presente anche lui oggi in trasmissione. Il cambio di cuore. Cosa è accaduto? Quell'analisi sarebbe da fare, da approfondire, ci vorrebbero ore probabilmente per ragionarci su. Quello che posso dire è che effettivamente ci sono situazioni critiche, anche ormai nei piccoli paesi dove magari fino a poco tempo fa tutto sommato la situazione era abbastanza rosea, diciamo così. Adesso effettivamente si iniziano a ripresentare famiglie e situazioni come le descriveva lei prima. Ecco, è ammirevole l'azione che fate voi nel aiutare queste famiglie. Sappiamo che i comuni cercano di fare il meglio possibile, non arrivano proprio dappertutto. Diciamo che nel piccolo, come comuni come i nostri, noi riusciamo a toccare con mano queste situazioni e addentrarci direttamente, perché poi si arrivano a conoscere direttamente le persone, tutte le persone che hanno queste necessità, e confermo il fatto che effettivamente si fa fatica a chiedere, però a un certo punto non bisogna neanche avere vergogna, perché è una situazione più grande di noi o più grande di quelle persone che si trovano in queste difficoltà. Non è colpa loro sicuramente, almeno per la maggior parte dei casi non è colpa loro. Purtroppo siamo legati a un'economia più grande di noi e la subiamo molte volte questa economia. Per cui si arriva a dei momenti in cui queste situazioni si vengono a creare. Guardiamo sempre la cosa del lato positivo, abbiamo avuto diversi casi, io parlo sempre dalla mia piccola prospettiva. Questi casi abbiamo avuto anche in passato, dei periodi così, dei periodi in cui famiglie avevano difficoltà. Diciamo che abbiamo visto che con un piccolo aiuto sono riusciti a rialzarsi. Ecco, la cosa positiva, almeno che fa piacere, è questa, che se diamo un piccolo aiuto a queste famiglie, li aiutiamo a fare un percorso, diciamo, per ripristinare la loro vita normale. Questo è forse quello che dà un po' di soddisfazione anche nel fare questo tipo di attività. In questo periodo siamo ripiombati perché abbiamo visto che i prezzi purtroppo sono saliti un po' per tutto, lo sappiamo, no? Quando varia il petrolio, quello incide un po' su tutto il resto dell'economia. Male, perché anche qui è una cosa più grande di noi, non è che dipenda da scelte che facciamo noi direttamente, però ripeto, le subiamo, e quello che possiamo fare noi è attrezzarsi, cercare di fare il possibile per sostenere queste famiglie e cercare giustamente di fare il possibile perché queste famiglie non si vergognino in qualche maniera di essere aiutate. È una cosa temporale, io dico sempre, guardate, è un periodo che è così, state tranquilli, passerà e riuscirete ad avere una vita normale. Io non dico che è positivo che si vergognino, ma vuol dire che hanno orgoglio in sé, quindi non è che vanno per sfruttare qualcuno, per sfruttare il comune, per essere mantenuti, no, ci vanno proprio perché hanno bisogno, hanno necessità, e queste famiglie giusto che siano appunto aiutate, perché ripeto, ho visto molte volte un percorso positivo di rinascita delle famiglie e dei ragazzi stessi. Guardi Sindaco, mi fa molto piacere che abbia detto questo, perché io lo dico in continuazione, che abbiamo persone per bene. Non abbiamo i barboni come una volta che vengono là a prendere qualcosa, sono famiglie che veramente non ce la fanno. Io ieri ho fatto un po' di spesa e sì che non ho una famiglia grande, ma veramente sono impressionata, ma io mi domandavo ma come fanno? Ma non possono farcela, non riesco neppure a immaginare, ecco, cosa vuol dire arrivare non a fine mese, alla seconda settimana del mese, e dopo il problema anche del lavoro, dicono vai a lavorare in bicicletta. Sì, vai a lavorare in bicicletta, è facile a dire, difficile a farsi. Eravamo aperta campagna, una volta non c'è niente da fare, mancano infrastrutture, mancano mezzi di trasporto. Io questa mattina, vedendo a lavorare, ho trovato una corriera. Cioè, inutile che ce la giriamo, non eravamo abituati neppure a prendere i mezzi di trasporto, ma non siamo neanche incentivati a prenderli, perché io ho fatto un esperimento, sa Sindaco, tanti anni fa. Il mezzo di trasporto funziona se ogni 2 minuti ne hai uno che passa. Dopo i 2 minuti la gente non lo prende. Questo è proprio stato fatto uno studio particolare. Mi ricordo che è stato depositato anche al comune di Treviso per far capire l'importanza quando si parla di trasporti. E soprattutto quello che mi domando, come si
interverrà sulla povertà, perché stanno aumentando. Io penso che abbiamo superato tranquillamente i 6 milioni di poveri. Quello che sentiamo dai messaggi che arrivi non sono di sicuro rassicuranti, però bisogna andare avanti. Quello che mi preoccupa, sindaco, è che hanno dato la patata a voi sindaci. Siete voi che dovete intervenire su tutto, siete voi che dovete trovare la casa, siete voi che dovete anche cercare di dare anche qualcosa di aiuto, e siete quelli con meno risorse, a parte qualcuno mi sembra che dice ma tutto sommato veniamo tutti a abitare da lei, perché se lei è così fortunato rispetto a tutti i sindaci che ho in trasmissione che si lamentano tutte, perché veramente il problema a casa è un problema di un'urgenza incredibile, sindaco. Ma io mi domando, ma non potevano pianificare? Io mi domando, anche una volta, guardate che forse si stava meglio quando si stava peggio. Cioè la vecchia democrazia cristiana, col partito socialista, anche il partito repubblicano, cioè cercavano di unire le forze per cercare di dare delle risposte al territorio e avevano messo in piedi un sistema che tutto sommato andava anche bene. Noi pagavamo, vi ricordate il GESCAL ad esempio? Ce lo ritrovavamo sulla busta paga, ma si vedeva anche quello che era stato realizzato ed erano delle case in emergenza per le famiglie in difficoltà. È sparito tutto, ma il problema è che erano anche nostre, perché erano state pagate con i nostri soldi, le hanno vendute. ATER, non si riesce a capire quante ATER sono stati commissariati. Cosa è successo? Beh, la trasparenza in Italia non è mai regnata, ma mai. E soprattutto ci troviamo con persone che sono all'interno di queste case che avrebbero potuto tranquillamente prendersi un appartamento in affitto da un'altra parte e lasciare libera la casa. Le hanno acquistate per pochissimi soldi, sono diventate di proprietà. Io non so se vedete, siete chi macchinoni fuori di queste case. Allora, sindaco, cosa è successo secondo lei? Cioè questa squadra che una volta funzionava, si litigava tra politici, ma poi si cercava il bene della comunità, il bene del popolo. È venuta sempre scemando, sempre meno, adesso non abbiamo più niente. Non abbiamo più niente, sindaco. Non abbiamo medici, non abbiamo infermieri, non abbiamo insegnanti, non abbiamo case. Abbiamo una popolazione che diventa sempre più diversamente giovani con problemi. E chi è responsabile? Il sindaco. Vai dal tuo sindaco, vai là che vedrai che lui ti aiuterà. No, sindaco, perché bisogna dirle anche queste cose. Ma allora io vorrei capire il nome e cognome di quelli che hanno fatto questo, sindaco, perché c'è un nome e cognome che siamo arrivati a questo punto proprio di disastro totale. Mi dice, Mirella, devi essere ottimista. Sì, venite voi domani al Banco Solidale, anzi pregherei i politici di fare un giro, non solo al mio Banco Solidale, a tutti i banchi solidali, a vedere cosa vedono e cosa sentono. Prego, sindaco. Allora, io non ho grosse esperienze in case ATER, non ne abbiamo e non ne abbiamo mai avute. Posso dire però una cosa, a me non fa paura il fatto che i cittadini vadano dal sindaco per chiedere, perché la persona, probabilmente il sindaco, il municipio, gli uffici, sono le persone che hanno contatto diretto con loro. Quello che io trovo, e anzi, ripeto, probabilmente è giusto facciano così, perché noi abbiamo una percezione diretta della realtà, e soprattutto nei piccoli comuni, cosa che io insisto a dire molte volte, ci vogliono tirare via, non ci vogliono far fuori come piccoli comuni, però è lì che abbiamo il contatto diretto e anche sappiamo a chi diamo i soldi e sappiamo perché diamo i soldi. Quello che ci manca sono i soldi, nel senso che io credo che un investimento sui comuni da questo punto di vista, da un punto di vista sociale, migliorerebbe la situazione di tutti. Sicuramente io sono certo che i comuni, nessun comune, ma non parlo del mio, ma in generale nessun comune spreca i soldi. Perché? Perché li abbiamo centellinati, li centelliniamo e sappiamo a chi darli, vediamo le situazioni. Io vedo nel mio sociale, conosciamo tutte le persone che hanno queste necessità, le pesiamo, le verifichiamo, poi quando capiamo che c'è la necessità di sostenerle, le sosteniamo, ma sappiamo che non sono soldi buttati via, non sono soldi dati a chi ha il macchinone fuori di casa, perché, ripeto, ci conosciamo tutti e sappiamo chi ha veramente bisogno e chi non ne ha. Quindi il fatto di investire sui comuni è un investimento sul sociale, cosa che invece non è percepita a livelli più alti dei nostri. Perché? Perché se io ce l'ho a morte col piano di razionalizzazione degli enti locali che
che ha fatto la Regione. Perché? Perché vanno a fare delle valutazioni esclusivamente da un punto di vista numerico ed economico. È sbagliato perché manca completamente tutto l'asset legato al sociale. Quindi vanno bene i numeri, va bene tenere i conti in ordine, ma dobbiamo vedere anche se da un punto di vista sociale i nostri cittadini sono serviti come meritano. Ecco, questo è il problema. Poi aggiungo anche che è vero, perché se noi abbiamo una o due famiglie da gestire, da mantenere in qualche maniera, o in un albergo, o pagargli un affitto anche temporaneamente, il nostro bilancio inizia ad andare in crisi. Per quello io dico, dovete darsi, e non cioè, chiaramente gli enti superiori devono darci più risorse per gestire queste situazioni. Poi ripeto, ci danno le risorse anche ad esigenza, quindi se serve ci danno le risorse, perché credo che i sindaci sappiano meglio di altri come spenderli, come investirli, e qui parlo di sindaci di tutti gli schieramenti e di tutti i comuni, perché ripeto, toccano con realtà giorno dopo giorno le singole situazioni. Invece quando sono i soldi calati dall'alto, calati per punteggi, no? Calati per delle graduatorie che hanno dei metodi matematici che anch'io, ripeto, faccio anche fatica a capire, e puntualmente queste graduatorie chi vanno a premiare? Spesso chi proprio bisogno non ne ha, a scapito invece di chi bisogno ne ha. Quindi lasciamo stare le graduatorie, a mio avviso, o le facciamo fatte in una determinata maniera, ma ripeto, io ho visto anche l'ISE, ho visto questi meccanismi qua, secondo me non funzionano. Il metodo migliore è a conoscenza, secondo me, perché tu vai, conosci la persona, capisci l'esigenza, eventualmente dai i soldi, quelli che possono servirgli e per il periodo che gli servono. Le graduatorie delle classifiche, secondo me, l'aspetto numerico, quando parliamo del sociale, non funziona, ecco, non funziona. Ecco. Guardi, Sindaco, mi trovo perfettamente d'accordo. Pensi che ieri ho citato proprio un caso di una persona diversamente agile, ma veramente grave, dove un ente benefico, non dico il nome, ma voglio approfondire questa cosa, ha dato a questa povera creatura un buco marcio, Sindaco, a 300 euro al mese. Lui dorme in camper, non vuole neanche entrare in questa casa perché dice: guarda, mi sembra di morire, mi manca il respiro. Io sono andata a vederlo, Sindaco, adesso io vorrei capire cosa sta succedendo, perché se questo è un ente benefico, ok, per aiutare, e chiede a una persona diversamente agile ma grave 300 euro, ma addirittura ha dovuto farsi dei lavoretti, sa cosa vuol dire? Beh, proprio squallido, Sindaco. Io mi domando dove siamo arrivati. Ecco, come si può fare per dire basta a queste schifezze che Mirella vede tutti i giorni, perché ho avuto anche altri ospiti che hanno confermato quello che dico, anzi me l'ha detto proprio ieri il rappresentante dell'Adiconsum, che tutti i giorni vedono queste situazioni di queste case. Allora io mi domando, per queste persone già veramente provate dalla vita, che si vedono trattate in questa maniera, allora io mi domando cosa sta succedendo, e ho chiesto: ma io dove vado a trovare una casa per questa creatura che non ha neanche l'accompagnatoria completa, poi oltretutto, perché anche là, come dice lei, è da discutere anche sulle accompagnatorie, sarebbe da discutere sugli ISEE, sarebbe molto da discutere, ma perché non andiamo a verificare queste cose e troviamo rimedi invece di continuare a parlarci addosso senza risolvere i problemi. Rinaldo da Venezia, poi andiamo dal dottor Zabotti. Vai Rinaldo. Buongiorno ai tuoi ospiti. Il discorso è proprio giusto quello che ti dici Mirella. Se non fosse i sindaci andassimo ancora a peso, perché c'è proprio sulle spalle dei sindaci e sul buon cuore dei sindaci, è quello che fa. Perché secondo il mio punto di vista i politici, può essere quello che li vuole, però i sindaci si vanno a fare per tutti, nel modo che può farlo, e fa per tutti quanti. Sono gli unici che ha tutto sulle spalle, come che ti dici tu. Mi voglio dire solo i politici, mi sento parlare specialmente adesso che c'è tutti come i gaetti, i ne promette mani e monti. Va bene. Allora, ieri era un politico, vicepresidente della regione, e ne ha promesso l'ira di Dio. Bastaria un quarto di quello che ha detto per far stare bene la gente. E una roba solo voglio dire ai politici che comanda. Gade finito, ricordate che le supposte va tolte per sedere
Noi persone bisogna dire la verità, non si può contarne quello che volevo gli altri, perché la verità la avevamo sotto gli occhi, anche se non l'avevamo studiata, che non siamo intelligenti, però come ho fatto una vita sul mercato, cui veniva a comprare la gente negli anni della miseria, ti vedevi di occhi l'espressione della gente, ti sapevi già cosa chi poteva e non poteva comprare. Cercavamo di dargli, fargli stare bene perché era un momento brutto, ma adesso che c'è il benessere, una macchina quello che costa poco, costa 50.000 euro, vabbè, dopo per mantenerla che vuol dire Dio, e la gente non mangia perché non ha soldi, ma non gente come ti dici, poveri, gente che ha perso il lavoro o con un stipendio solo, è moglie che bisogna stare a casa perché ha 3 fiori. Purtroppo se il giudice al cuore non abbiamo né buon senso e né il cuore che funziona più, perché non interessa più gli affari degli altri, gli affari nel senso di aiutare la povera gente. Un governo, se voi già per quanti voti che voi, quello che ha fatto sta bene alla povera gente, dopo può fare quello che vuole e avrà sempre il sì del popolo. Va bene, Mirella. Grazie caro Rinaldo, grazie. Grazie. Dica anche delle osservazioni che hai fatto, delle riflessioni ad alta voce. Allora, dottor Zabotti, pure questo premio Giuseppe Toniolo, ecco che faccio anche vedere, non so se abbiamo anche la copertina, questo è stato un uomo lungimirante, penso che sia stato uno dei primi a capire cosa vuol dire aiutare le famiglie in difficoltà, a pianificare. Non ha solo pensato, ha pianificato, ha fatto, non ha solo usato le parole, ha usato anche i fatti. Certo. Prego, dottor Zabotti. Beh, intanto dire Giuseppe Toniolo vuol dire andare alle radici dell'espressione di solidarietà di questo nostro territorio. Cioè, come dire, è una persona che ha fatto pensiero e azione, ha intuito, no, una prospettiva scientifica, culturale, sociale, di democrazia, di socialità importantissima, decisiva, innovativa, rerum novarum, del XIII arriviamo fino a noi, quello è l'insegnamento, il primato dell'etica in economia e al tempo stesso la concretezza, come si diceva prima. Lui è stato dentro la vicenda per cui c'era l'usura, l'usura opprimeva e soprattutto i contadini, no? Gli agricoltori nelle campagne. Che cosa ha inventato innanzitutto? Il grande tema della cooperazione, cioè mettiamoci assieme. Oggi la Latteria di Soligo ha oltre 140 anni di storia, ininterrottamente dal 1883. La risposta concreta, come si diceva prima dei sindaci, no? Cioè l'idea che qualcuno ha messo in campo un'idea innovativa e solidale, cioè sono a servizio, e qua mi metto subito nell'atteggiamento che diceva anche Danilo, lo spirito che lei evocava, no? Non so perché adesso siamo alle prese, si stava meglio quando c'era un sentimento. Ecco, l'Italia è rinata dopo la Grande Guerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché c'è stato qualcuno che ha intuito le straordinarie potenzialità di questo e le ha servite da statista, cominciamo da De Gasperi in poi. No, e allora ha detto questa terra, questa gente d'Italia che ha straordinaria genialità, competenza, laboriosità che poi ha trasmesso in tutto il mondo con l'immigrazione, però ha questa Italia merita di essere riscattata e messa in una prospettiva nuova. Ecco, anche qua il grande tema, subito concreto, l'edilizia popolare. Oggi l'emergenza casa, ma allora a quel tempo si è pensato e molto probabilmente poi un tempo in cui ci sono stati dissipazioni, distrazioni totali rispetto a un tema che è fondamentale della socialità, perché quando una persona ha una casa dignitosa ha il senso della propria esistenza, ha il senso del proprio stare dentro una comunità. Allora dico sì, giustamente come diceva il sindaco Canal, una valorizzazione piena della dimensione municipale, cioè i sindaci dentro comuni che sono presidio autentico del territorio, quindi vuol dire conoscenza, vuol dire anche controllo, vuol dire erogazione di risorse adeguate a chi è nel bisogno, non a chi non è nel bisogno, perché poi nascono gli scandali, nascono ecco, le cose negative. Altra cosa importante secondo me, e chiudo, il raccordo e torno a Toniolo, il raccordo tra questa esperienza istituzionale importante, e mi fa piacere che spero che la Regione mantenga questo tema della socialità che il Presidente Stefani ha detto, ma soprattutto un raccordo stretto col volontariato. Qui abbiamo, a proposito di Toniolo, ancora una rete di espressioni, di associazioni di volontariato benefiche che
hanno la capacità di conoscere le persone e di mettersi a servizio e di dare una mano concreta in raccordo con i sindaci. Adriano da Padova, vai Adriano. Mirella, buongiorno, sono Adriana. Adriana, scusa, mi hanno detto Adriano. Adriana, vai Adriana, grazie. Intanto un saluto agli ospiti Buongiorno. e una domanda che non mi fa stare tranquilla. Allora, l'importanza essenziale del comune, piccolo o grande che sia, il rapporto diretto con i servizi sociali perché conoscono direttamente i casi. Cosa succede con quella legge che ha fatto Zaia per quanto riguarda gli ATS? I servizi sociali rimarranno ai comuni che hanno una conoscenza diretta con i problemi oppure sono consorzi, sono cooperative? Cosa significa? Le persone non si rendono conto di quello che sta succedendo e io per prima ho un interrogativo, credo che forse l'ho già chiesto: cosa succede? Tolgono i servizi sociali dai comuni, li aggregano come hanno fatto con l'azienda zero, poi questa gente dove si rivolge? A chi va a presentare il proprio problema, il proprio bisogno? Proprio in un momento in cui c'è una grande necessità di conoscere, di capire, di supportare. Vengono a mancare questi servizi sociali che conoscono i casi direttamente, personalmente e sanno dove c'è il bisogno e dove c'è la necessità, dove conoscono la storia delle persone. Questo bagaglio dove va a finire? Con chi ci rapportiamo? Ecco, scusatemi, questo è un mio interrogativo, ma non capisco più niente. Guarda Adriana, se fossi qui ti abbraccerei. Hai semplificato una questione talmente delicata e talmente ingrovigliata, ingarbugliata. Io, Adriana, ho i sindaci che quando faccio la domanda che hai fatto tu si mettono le mani nei capelli, non sanno ancora niente. Allora capisci che le tue parole fanno capire l'importanza di quello che recepisce il cittadino che ha bisogno, dove va a finire il sociale, a chi mi rivolgerò. Tolgono anche la S dagli ospedali, il sociale rimarrà solo sanitario. Allora, Sindaco Canal, lei fa parte di un partito importante, sappiamo benissimo la Lega, sappiamo benissimo la Regione, l'importanza delle risposte che dovevano arrivare dalla Regione, anche con le RSA. Possiamo sempre dire non si sapeva. Io ho i presidenti delle RSA che si confrontavano, che spiegavano i problemi che c'erano, però non erano ascoltati. Ma lo dicono loro, non è che lo dico io. Tante mail, nessuna risposta, confronto a costo poi alla fine zero, non portavano a casa niente. E allora cosa facciamo? Eppure in Regione arrivano tantissimi soldi, perché parliamo sempre di Roma, ma Roma li dà la Regione. Cioè, non possiamo sempre dire che la Regione non c'entra, Sindaco, che la Regione non ha la possibilità. Abbiamo visto con le Olimpiadi cosa può fare una Regione, l'abbiamo visto, non posso dire che Mirella dice qualcosa che non è vero, ma serviva quello che abbiamo visto, con tutto il rispetto che ho, per carità ci mancherebbe per lo sport, non per queste Olimpiadi. Dicono è andata benissimo, io con quello che si costa mancaria solo che fosse andare anche male. Il sindaco non lo so, il anche coraggio di dire che si andare bene, non lo so, vediamo i soldi e entrate e uscite, magari anche per vedere veramente le entrate e le uscite che ci sono state, le Paralimpiadi inesistenti dove avrebbero dovuto essere le prime. Allora Sindaco, anche voi dove andate? Andate in Regione quando avete bisogno di qualcosa o sbaglio? Prego, e diamo la risposta anche alla nostra Adriana. Sì, no, sul tema sollevato da Adriana, io capisco perfettamente la sua preoccupazione, perché probabilmente lei ha avuto un'esperienza, credo, no, legata all'ambito sociale e ha avuto un rapporto con l'assistente sociale che l'ha seguita, la conosceva, no, l'ha seguita nel tempo. È un po' la preoccupazione di tutti questa qui, io parlo del nostro ambito, nel nostro ambito si sta costruendo in questo momento qui, si è scelto, adesso vediamo come va a finire, di creare un'azienda speciale, no, che gestisce tutto appunto l'ambito sociale. Ecco, quello che mi auguro io è che lasciano comunque gli assistenti sociali nei comuni e gestiscono i singoli comuni, perché io posso anche capire da un certo punto di vista il fatto di avere una gestione unitaria,
anche se onestamente Lega o non Lega, io preferivo la mia assistente sociale nel mio comune perché ho avuto esperienze anche diverse, ma questa è la soluzione migliore e qui ripeto, lo posso dire con cognizione di causa, quindi a mio avviso non avrei fatto questa scelta, però ripeto, noi non abbiamo alternative, nel senso questa direzione scelta e la seguiamo. Quello che mi auguro io è che permangano almeno, ripeto, a parte una gestione complessiva, ma che permanga l'assistente sociale legata al singolo comune, legata ai singoli utenti, perché è quella poi la cosa importante. E poi se l'aspetto burocratico, l'aspetto dei bandi, delle carte, di tutte queste cose che devono fare anche gli assistenti sociali che sono diciamo purtroppo occupano gran parte del loro lavoro, ecco, se tutto l'aspetto burocratico viene seguito da una gestione unitaria, a me sta anche bene. L'importante è che l'aspetto legato al rapporto col cittadino sia seguito dalla singola assistente sociale in ambito comunale. Sindaco, la interrompo un secondo, se no mi cade la linea, ma lei sa come funziona Sveglia Veneti, perché do la parola ai cittadini. Daniele da Verona, vai Daniele. Salve, buongiorno a tutti i suoi ospiti. Allora, sarebbe un discorso infinito da dire, che parte dalla storia a finire alla storia contemporanea, però purtroppo bisogna dire che la legge della fisica purtroppo dice sempre che i rivoli, i soldi partono dall'alto e arrivano in fondo, che sono praticamente, come si dice in dialetto nostro, rimangono 4 stragaganasse da separarsi in quelli che rimangono, e quindi questi sono i problemi che tutti vediamo ogni giorno, insomma. Poi d'altronde una volta non c'era, come si può dire, a livello economico il debito pubblico, quelle cose lì, allora c'erano i soldi, si spendeva, lo Stato stampava moneta e tutto andava bene. Poi sono inventati il modello americano economico che il debito pubblico, se lo fai devi venderlo, che poi sono quelli che li acquistano, cioè è un cane che si morde la coda, cioè i risultati sono quelli che vediamo da oggi, c'è poco da fare. Purtroppo è così. Poi dicevano ma non va neanche tanto bene il metodo russo-sovietico, che si pensa solo allo Stato, e poi vediamo come è andato a finire. Cioè anche questo impero qua economico che stiamo vivendo prima o dopo caderà per forza di cose, perché è inutile. Vedi gli Stati Uniti hanno qualcosa come 40.000 miliardi di dollari di debito, ma se ne fregano perché loro si stappano la sua moneta e avanti così, tanto quel debito lì che hanno loro lo paghiamo noi direttamente, come stiamo vedendo con le ultime guerre, col caro petrolio e dicendo. Loro cosa hanno fatto? Hanno fatto la guerra, diciamo così, in Venezuela, la stanno facendo in Iran per bloccare il petrolio che arrivava in Cina, quindi per bloccare l'economia cinese, e siamo di punto a capo. Ecco, grazie e buona giornata, saluti. Grazie a te caro Daniele, prego Sindaco. No, per finire un po' il discorso di prima legato appunto agli ambiti, vediamo, nel senso che noi abbiamo una idea di cosa saranno questi ambiti, quindi stiamo costruendo, questa è la strada scelta e credo non si possa tornare indietro, non sta là a dire restiamo come siamo ora. Ecco, mi auguro solo che appunto permanga questo rapporto diretto tra cittadino e assistente sociale, insomma, questa è l'unica cosa che mi auguro. Poi come andrà a finire sull'ambito vedremo le prossime puntate. Sì, però Sindaco, mi scusi, quando si parlava, anche si continua a parlare di unione e di fusione dei comuni, il problema è perché questi comuni, ecco, con le risorse che hanno, non danno la risposta ai cittadini anche in merito di sicurezza, ad esempio un vigile, 2 assistenti sociali. Ma come fai a lavorare con questi numeri? Sindaco, ma come fai a lavorare con questi numeri? E lei dice, il grande bisogno che abbiamo di servizi sociali, di assistenti sociali, persone. Non si può pensare di fare la telemedicina, non si può pensare di chiamare questi numeri dove non risponde mai nessuno, raramente rispondono a questi numeri. Le persone sono in fortissima difficoltà, prima non sanno usare questi mezzi, non li sanno. I nostri diversamente, io faccio lezioni di sicurezza al sabato proprio per cercare di aiutare con un informatico, adesso un generale dei carabinieri, per cercare di far capire l'importanza anche di questi strumenti infernali che hanno in mano, perché non li sanno adoperare, sono truffati, sbagliano perché poveretti schiacciano il bottone senza neanche sapere dove vanno a finire. Capisce, Sindaco, che non possiamo più parlare di un sociale
che è con le spalle al muro. Sindaco, se non ci fosse il mondo del volontariato che vi aiuta, mi dice come sarebbe andata la storia? Le Olimpiadi hanno funzionato con quel po' di soldi che hanno speso, perché c'è stato il mondo del volontariato che si è organizzato, che ha organizzato le entrate e le uscite delle persone, che le accompagnavano a costo zero. A Felpetta è il più mica è volontario. Cioè il sindaco capisce che io non ci sto più a stare zitta, perché io vivo la storia, non è che me la raccontano, la vivo. Vedo questi anziani che piangono con ste lacrime perché non ce la fanno a curarsi, hanno pensioni da 400-500 euro. Sindaco, le accompagnatori deve essere piatto, non devi camminare sino ciao accompagnatoria, o devi essere fuori completamente di testa. Per quello ho detto dovrebbe essere visto tutto. E il sociale, sindaco, il PNRR era destinato soprattutto al sociale, hanno dirottato i soldi, sindaco, lei lo sa benissimo, per fare quelle cattedrali di cemento vuote, non sapete più come riempirle, siete tutti con le mani nei capelli, perché se togliamo il personale da una parte e lo mettiamo là, rimane il buco dall'altra parte. Non abbiamo giovani, non li abbiamo, credete alla Mirella, non è che non ci sono, la povertà demografica si fa sentire, non li abbiamo più, e quelli che abbiamo se ne vanno perché non trovano risposte qui degne. E dopo, sindaco, mi scusi, ma sti industriali che si lamentano sempre, ma una volta l'industriale con la quinta elementare capiva l'importanza dell'operaio, e la prima cosa che faceva la casa vicino alla fabbrica, perché sapeva l'importanza, come diceva il nostro dottor Zabotti, di dare dignità anche alla persona, che la persona ha bisogno per lavorare bene, di avere anche una casa. Le sembra che magari con tutta la possibilità che hanno, magari di fare una bella squadra e di creare veramente queste case che non ci sono, per dare la possibilità anche di lavorare? Ma come? Viene solo un infermiere, dove va a trovare casa a 600-700 euro al mese? Pensiamo uno studente, una stanza 500-600 euro a Padova, ma anche a Treviso. Lo studentato cosa costa? Chi può permetterselo? Dottor Zabotti, ma non ne sembra che veramente c'è qualcuno che qua ci naviga e quelli che devono rimboccarsi le maniche sono sempre i soliti, sono i fragili? Allora, ha posto tutta una serie di cose su cui io non posso che, come dire, constatare il suo impegno e la sua visione diretta, no, della realtà, punto. Non c'è niente di opinabile da questo punto di vista qua, è tutto vero. Allora dico due cose. Primo, come diceva un po' tra le righe il sindaco, che questo modello veneto socio-sanitario va salvaguardato, punto, perché 50 anni fa è stata Tina Anselmi, no? Ecco, 48 anni fa a mettere in piedi il sistema del Servizio Sanitario Nazionale. Che funzionava benissimo. Ok. Paradossalmente in questi anni comunque la conferenza dei sindaci sulla sanità era la conferenza Stato-Regioni presieduta dal Veneto, perché evidentemente viene sempre riconosciuto un livello di eccellenza. Oggi ci sono criticità e fragilità, punto. Su questo non ci si discute. E vorrei anche, allora, il tema della sanità è ovviamente un tema già grandissimo. L'altra parte vorrei che, giustamente come lo spiegava il sindaco, questo ATS, questa nuova organizzazione, sia un'azienda speciale che da un lato garantisce una struttura gestionale, burocratica, come dire, precisa dal punto di vista delle risorse, dell'impiego delle risorse e dei resoconti, cioè che facilita i percorsi, e però al tempo stesso mi salva quell'elemento di prestazione diretta che è fatta dagli assistenti sociali con le persone del territorio. Cioè, come a dire, è su questo che ci deve essere la battaglia di umanizzazione dei sindaci. Questo è il tema. Cioè, tutto quello che viene creato dal punto di vista istituzionale deve essere messo in questa logica, perché è l'unica logica che salva oggi e che è l'unica logica che è necessaria oggi. Cioè, salvare una dimensione per cui la persona umana, non l'organizzazione burocrazia, è al centro della dimensione delle istituzioni. Le istituzioni, io lo ricordo sempre, citiamo sempre Toniolo, sono bene comune, cioè sono al servizio del bene comune. Io credo che a questo punto di vista il sentimento
l'espressione, il motivo, la volontà deve essere quello che anima questa riorganizzazione, che va fatta nell'ottica di risparmiare risorse, perché queste risorse, dal punto di vista di una migliore efficienza, siano messe a disposizione di queste persone che oggi patiscono, sottolineo, patiscono gli effetti di una crisi che è ovviamente nazionale e internazionale, e voglio mettere in questo i giovani, e mi piace che oggi anche il tema dei giovani che non devono più emigrare stabilmente all'estero sia diventato finalmente nell'agenda della politica regionale e nazionale. E il Veneto, che è la regione che sappiamo, non può permettersi che le giovani leve che hanno studiato qua, si sono formate, che hanno un patrimonio e talenti straordinari dal punto di vista della modernità, del lavoro, della professionalità, siano poi destinati a un futuro senza, come dire, mettere qui a disposizione il tutto. Livio da Padova, vai Livio. Ciao Mirella e un saluto al sindaco. Due cose molto veloci. Quell'ente benefico che ha dato un buco marcio per 300 euro a quel disabile, ci sarà un responsabile. Bisognerebbe che qualche istituzione prendesse il telefono in mano e dicesse al responsabile di quell'ente che si vergogni umanamente. Prima cosa. Seconda cosa, io non capisco questo vergognarsi perché una persona va al banco solidale, anzi dovrebbe andare lì a testa alta, dovrebbero vergognarsi coloro che lo hanno ridotto in questa condizione, che non è una condizione per un paese civile. Cosa ne pensa il sindaco? Grazie. Grazie caro Livio, grazie. Sapessi, non ti racconto, ho chiamato io la presidente, anche una donna poi oltretutto, di un'arroganza Livio, a parte che non mi manca la parola fortunatamente, ma io mi domando, quando una fragilità incontra sto personaggio qua che è presidente, come la mettiamo? Come la mettiamo? Se invece della Mirella fosse stata un'altra persona, tipo questo qua, poveretto, che ha dovuto accettare perché ha detto cosa faccio, ma poi non respira, non riesce a entrare, ma voi lo doveste vedere, sti appartamenti, è inaudito che ci sia questa cosa, hai fatto bene Livio a dirlo. Allora, sindaco, rispondiamo, prego. No, allora, concordo su quello che diceva Livio, lo dicevo io prima, non devono vergognarsi, il problema è che la persona stessa che va può trovarsi in questa situazione, insomma, di imbarazzo nell'andare a chiedere questi beni. Non ha ragione lui, non deve essere imbarazzato perché non è colpa sua, probabilmente sta subendo scelte sbagliate di altri. Permettetemi solo una cosa legata al discorso delle fusioni al quale hai accennato prima, no? Perché i comuni non hanno risorse. Ecco, le fusioni, sembra proprio che questo sia un indirizzo che si vuole cavalcare in questo momento qui, e sembra quasi di dire, beh, fondiamo i comuni perché tanto gli spendaccioni sono i comuni, no? Li mettiamo insieme perché due comuni non hanno risorse, mettiamoli assieme, chissà che da due comuni che hanno difficoltà ne nasca uno che invece che è fiorente e non ha difficoltà. La vedo un po' difficile. Io credo che investire su delle fusioni 10 milioni di euro, la regione investe 10 milioni di euro circa su 10 anni, sia uno sperpero. Se questi soldi li dessero ai comuni invece direttamente per fare e ampliare i servizi, forse sarebbero spesi molto meglio. Ricordo solo un particolare sulle fusioni, che le prime normative e leggi sulle fusioni sono di 30 anni fa. Io credo che siano superate ormai, 30 anni sono tanti, dobbiamo evolverci anche noi e cambiare anche le nostre visioni, le nostre prospettive. Non possiamo, a mio avviso, nel 2026 lavorare con leggi di 30 anni fa, è veramente un'assurdità, eppure ci siamo dentro a pieno. Adesso vedo che spingono in maniera spropositata, invogliano i comuni a fare le fusioni promettendo soldi, sbagliatissimo, no? Perché è una cosa che non sta nel cielo di terra, e questo implicitamente vuol dire vi diamo soldi per farvi fondere perché siete voi gli spendaccioni. No, non siamo gli spendaccioni noi, i soldi vengono spesi da altre parti e si vuole coprire questa mancanza di questa mala gestione dando colpa appunto ai comuni. Quindi io mi auguro che la regione faccia veramente marcia indietro e faccia un ragionamento più moderno sulla gestione degli enti locali. Credo sia ora di farlo, credo sia ora, ripeto, di evolversi anche sotto questo punto di vista qua. I 10 milioni di euro che ci date, vorreste dare 10 anni per la fusione, dateci
quindi anno per anno, che noi tranquillamente sappiamo come gestirci, sapremo dove andare a trovare i vigili, dove andare a trovare gli assistenti sociali. Poi non nego che unire i servizi da un punto di vista puramente amministrativo ci può anche stare, però quando si fa queste valutazioni, ecco, quello che non viene tenuto conto, lo dicevo anche prima, è l'aspetto sociale. Non si può ragionare solo sull'aspetto numerico. Quel caso di 300 euro al mese di quell'appartamento, diciamo, in male condizioni, perché è successo? Io non conosco il caso, ma mi permetto di ragionare, di intuire perché è successo, perché la Presidente o chi ha seguito, chissà neanche se conosceva l'appartamento e chissà neanche se conosceva la persona. Mai ci sarà andato in quel posto, mai avrà parlato direttamente con la persona. Quindi si va a numeri, questo ha queste caratteristiche, ha questo ISE, ha questa criticità, c'è un appartamento disponibile, mandiamolo lì perché 300 euro in grado di pagarli, non capendo magari che in quel posto non si può vivere. Sono sicuro che in un comune piccolo questo non sarebbe successo, perché umanamente uno sarebbe andato a vedere, a parlare con la persona, a vedere le situazioni, ci avrebbero ragionato insieme e avrebbero capito che era una soluzione improponibile. Perché, ripeto, noi siamo qui per fare il bene dei cittadini, non per fare i conti dei ragionieri. I ragionieri ce ne sono fin troppi. Noi siamo qui per cercare il bene dei cittadini, però dateci la possibilità di farlo. Tutto qua. Grazie Sindaco. Abbiamo Paolo da Montagnana. Vai Paolo. Mirella, buongiorno a te e ai tuoi graditi ospiti. Lo sai come io la penso, Mirella. Te l'ho detto anche la settimana scorsa e do ragione al tuo ospite in studio che ha detto gli statisti, no? Allora diciamo che la Prima Repubblica avevamo gli statisti che litigavano fra di loro ma nella maniera costruttiva per il paese. Adesso questi che abbiamo sono politichetti, li chiamo io i fighetti, litigano per disfare il paese, stanno disfando il paese. Io dico no. Se si togliessero 1.500 euro al mese per ogni stipendio di Roma, quanti diversamente agili potremmo aiutare? E invece io, la rabbia che mi viene, dico, Olimpiadi che costo hanno avuto? Gli ospedali nuovi che sono stati fatti, gli ospedali nuovi. Noi a Schiavoni abbiamo un ospedale che solo nell'entrata ci stavano 6 reparti. Hanno fatto un'entrata mega galattica, sembra l'aeroporto di Malpensa. Sono stati buttati. E il problema, secondo me, è che la nuova politica non sa gestire i soldi degli italiani che pagano le tasse, soldi degli operai, dei pensionati, e chi guadagna non gli vanno a rompere le balle, scusatemi della parola, non la dovevo dire, degli extra profitti, tipo le banche, tipo i petrolieri, tipo tutti quelli che percepiscono milioni di euro di guadagni. Quelli dovrebbero dire aiutiamo i diversamente agili, e invece siamo noi volontari che li aiutiamo. Io nel mio piccolo, io e mia moglie qualcosa facciamo nel volontariato. Mia moglie il martedì va nel centro parrocchiale e si ritrovano con questi anziani che cerchiamo di tenerli un po' impegnati noi. Io faccio qualcosa a livello parrocchiale anch'io, però Mirella, purtroppo la politica del disfattismo in Italia è arrivata da qualche tempo e nessun politico, vedremo adesso con questo referendum che è stato fatto, tutti verranno a promettere e poi nessuno mantengono, perché Mirella, io sono del parere che anche quando c'è stato un governo che ha fatto quella famosa legge del 110%, non lo doveva fare quello, perché le case se le sono sistemati i signori, i condomini che potevano anche essere, che sono stati 20 anni fa, che erano già fatti nella maniera più sostenibile, sono stati disfatti per rifarli. E soldi che paghiamo noi quando che potevamo aiutare gente che ne ha bisogno, che in Italia ne abbiamo tanti e ne avremo sempre di più. Mirella, scusami sempre se io esterno le mie... Non dovete scusarvi, vi dico sempre, non dovete scusarvi, la trasmissione la faccio per voi e cerco di farla nel migliore più corretto possibile. Grazie Paolo, un grande abbraccio, ti voglio bene, guarda, hai detto delle cose veramente importanti. Pubblicità, ho forato pubblicità.
vediamo anche questa locandina, che è una locandina che fa molto riflettere anche a casa, siamo a Pasqua ormai, la passione. Allora, dottor Zabotti, cos'è la passione che viviamo noi poi in prima linea col mondo del volontariato tutti i giorni? E proprio siamo così, eccoli qua, proprio perfetta questa locandina di questa mattina. Prego. La Passio Cristi, che sarà presentata come mai tradizione in Alta Marca, Soligo, domani sera a Pieve di Soligo, e soprattutto sarà lietata dalle musiche di Don Mansueto Wietzer. Parliamo di questa terra, no, di straordinari anche compositori. Don Mansueto Wietzer è in questa logica. Ed è la passione di questa settimana santa, quindi come dire, più che mai siamo chiamati a dare risposte, a riflettere bene e a dare risposte ai temi che sentivo oggi. Dicevo prima a Mirella di persone appassionate del bene comune. Posso dire, cioè qua si capisce non la visione di poter trovare un vantaggio per sé, ma di uno sguardo che prende tutti assieme e dice: noi dobbiamo riuscire ad essere migliori assieme. Questo è il tema di fondo. Allora mi ricordo che sto 2 giugno 46, 80 anni fa è nata sta Repubblica, e oggi più che mai, direbbe Sturzo, è una Repubblica da servire e di cui non servirsi. È proprio questo, e sono, come dire, continuo a dirlo anche col mio libro, l'umanesimo, ecco, laico e cristiano è questo, il primato della persona, il primato del bene comune. I grandi temi della dottrina sociale sono proprio questi, cioè la solidarietà, il senso della sussidiarietà, una democrazia sociale che guarda le persone, che fa tutti coinvolti, li fa partecipi, li fa dentro un progetto di bene, ecco, per tutti, di giustizia. E quando si parla di risorse, io a volte dico, sì, ci vogliono più risorse, verissimo, e al tempo stesso io sarei molto più rigoroso nei controlli delle spese dello Stato, perché purtroppo poi saltano fuori periodicamente gli scandali. Ormai non siamo più abituati, ad esempio, sulla famosa vicenda dei fondi europei a livello istituzionale. Poi quante persone, quante associazioni purtroppo a scopo di lucro personale e illegale hanno utilizzato questi fondi, li hanno distratti per finalità del tutto incompatibili con il motivo per cui li avevano ottenuti. Quindi, come per dire, è giusto che ci sia un controllo severo, e uno Stato oggi, tra l'altro, sa tutto di noi, certo. E poi saltano fuori evasori milionari, oppure quelli che hanno le macchinone fuori dalle case popolari. Detto ancora questo, dico anche l'appello, lo dico anche perché il sindaco Canal sa che in terra d'Alta Marca viviamo anche un territorio che dal punto di vista della sensibilità delle aziende, insomma, è un qualcosa ancora di originale, di particolare, di meritorio e meritevole, cioè c'è ancora una capacità di considerare il dipendente un collaboratore dentro la vicenda aziendale. E quindi il welfare aziendale, che è stata una delle grandi intuizioni del Toniolo, ma che via via è cresciuta in questi anni importanti in cui l'operaio si è fatto imprenditore, per fortuna abbiamo ancora testimonianze di figure concretissime, moderne, che vogliono dar valore all'opera, allo stare bene, al benessere del dipendente dentro la propria azienda, perché lo deve incentivare con un welfare, con qualcosa che sia a favore suo, sia a favore dei propri figli, della formazione, della famiglia, dello stare bene da tutti i punti di vista. Fermo, perché c'è Aldo da Castelfranco, se no mi cade la linea e non voglio. Vai Aldo. Sì, buongiorno a tutti. Volevo chiedere al sindaco se poteva proporre delle iniziative per i giovani, perché visto che hanno subito quei 2 anni di Covid molto critici, per recuperare il tempo perduto, più iniziative di socialità o anche dei lavori socialmente utili al pomeriggio, non solo nei periodi estivi o periodi delle vacanze, ma diciamo un giorno a settimana. Visto che il sindaco è responsabile della sicurezza, magari così si riesce a prevenire anche atti di maranza, roba del genere. Un vincolo, diciamo, dopo la scuola che può essere utile, diciamo, al comune e a tutta la regione, insomma. Grazie, arrivederci. Grazie a te, caro Aldo, tema molto importante. Lo facciamo terminare il dottor Zabotti, dopo andiamo dal sindaco, prego. Sì, ecco, e da questo punto di vista credo sia un investimento, sia una sensibilizzazione da fare larga. Per quanto riguarda i comuni e il tema della fusione, allora io sarei per... Allora, è inutile dircelo, c'è la questione identitaria, storica, culturale. Un comune è un'altra cosa dal comune vicino. Allora noi dobbiamo superarla, ma in senso intelligente, questa questione qua. Per fare in modo che muoiano i campanilismi che non hanno più senso, dobbiamo metterci nell'ottica di dire, certo, premiale,
favoriamo le aggregazioni, ma sono aggregazioni ragionate, partecipate, in modo tale che la gente senta che tutto quello che si fa per unificare, primo passo, mettere assieme i servizi, sia un'ottica davvero che migliora l'assetto. Perché poi ci troviamo qui i referendum che vengono bocciati dagli elettori. Esperienza del trevigiano, molto spesso. Un unico comune è nato, no? Pieve del Grappa. Mentre mi ricordo gli esempi di Spresiano e altri di Cimadolmo e San Polo. Cioè, vuol dire che tutto questo non è con bacchetta magica e neanche, giustamente come diceva il sindaco, con un meccanismo ragionieristico. Bisogna che sia un meccanismo partecipativo, popolare, in cui si mettono insieme le istituzioni al servizio. Allora, sa sindaco, l'altro giorno ho portato un esempio. Sono stata alla presentazione di un libro di un nostro partigiano, un uomo che ha salvato tante persone di San Donà di Piave, che magari nessuno conosce o pochi, solo quelli nel pezzo. E una persona che vive a Cuba mi ha raccontato una storia bellissima che non l'abbiamo mai sentita. Allora, le persone che vivono a Cuba, i cittadini diciamo, vanno questo caso parliamo semplice, se no non capiscono a casa, dall'assessore di competenza, prendono le sedie, qualche panino, si siedono fuori della casa dell'assessore e gli chiedono: cosa avete fatto, cosa hai fatto questo mese? Cosa sono i problemi? Quali sono i problemi che hai risolto? Quello che ti avevamo detto di fare, l'hai fatto? E lui deve dare risposte, se non lo fa lo mandano a casa. Oltretutto sono amministratori pagati zero, vivono solo col lavoro che fanno ed è un regalo che fanno alla politica perché li appassiona, alla comunità per vivere meglio. Allora ho detto, quando ho sentito come in Italia, stessa roba, anche noi facciamo così, abbiamo sempre le risposte che vogliamo, ci raccontano tutto. Come diceva il dottor Zabotti, dov'è la trasparenza delle spese? Dove vanno a finire i nostri soldi? Entrate e uscite, perché non ce le dicono? Ma vai su internet, vai a vedere i bilanci, provate a leggere voi un bilancio se siete capaci di leggere un bilancio, no, andate a leggere un bilancio, oppure entrate nei portali. Io ieri avevo il vicepresidente della giunta regionale, il dottor Luca Spavanetto, che gli ho detto: per cortesia smettetela con questi portali perché è impossibile entrare su questi portali, è impossibile entrare. Allora, sindaco, non le sembra che sarebbe utile, ad esempio lei ha detto la fusione, l'unione, ma perché non lo facciamo decidere ai cittadini, visto che sono i cittadini che vi eleggono? Questo comporta la fusione, questo comporta l'unione, sei d'accordo o non sei d'accordo? Come dice lei, questi sono i pro e questi sono i contro. Cosa decidi di fare per il tuo comune? Perché non si può fare questo, sindaco? Perché non si può fare una politica partecipata anche col cittadino che non sa mai niente, deve sempre chiedere, trovare la sensibilità dell'assessore. L'unico è il sindaco, devo dire la verità, perché cioè, io almeno quando chiamo, quando manco qualcuno, sempre la porta è aperta, a parte qualche raro caso, ma devo dire che c'è questa sensibilità. Ma far diventare il cittadino partecipe, hai voluto questo, perfetto, te l'ho fatto. Hai sbagliato, problemi tuoi perché te l'avevo spiegato. Perché non si fa questo? Ma perché i consigli comunali partecipate? Ma se non posso parlare, non posso dire niente. A cosa serve che vado in consiglio comunale quando ho il divieto di parlare? Capisce che non ci... I quartieri, i comitati di quartiere che c'erano una volta, eliminati perché sono tutti ambientalisti, sono tutti contrari. No. No, non è così, non può funzionare così, sindaco. Noi vogliamo trasparenza e risposte. Prego, sindaco. Allora, temi sono tanti. Allora, è giusto che decida il cittadino. Io parlo nel mio piccolo caso, penso di avere una percezione molto chiara delle volontà che hanno i nostri cittadini, l'ho percepito in più occasioni, quindi ha ragione Marco quando dice ma vogliamo anche affrontare un processo di questo tipo, bene, però affrontiamolo seriamente e affrontiamolo portando eventualmente i cittadini a maturare delle scelte, no? Perché questo può essere anche un percorso interessante. Io ve lo dico onestamente, non vuole essere presuntuoso, no? Però
io sono certo che facessimo un referendum nel mio comune ci sarebbero risultati bulgari per quanto riguarda la non volontà di far fusioni. Perché? Perché non c'è né l'esigenza né la voglia né è una forzatura, perché tutto sommato le persone stanno bene così, e quindi perché devono cambiare, perché devono andare a fondersi con altri comuni. Questo non toglie che ci sono realtà invece dove la fusione è stata positiva, perché ci sono alcune realtà montane dove effettivamente i cittadini stessi hanno sentito l'esigenza della fusione per svariati motivi, quindi non è che sia negativa dal mio punto di vista a prescindere dalla fusione, dipende da dove viene fatta, le caratteristiche che ci sono, le criticità che ci possono essere. Voglio solo rispondere dallo spettatore Aldo di prima, no? Parlava di socialità, no? di creare momenti, si creano nei comuni, si cercano di creare queste situazioni. Un po' lo fa il comune per quello che può fare. Noi per esempio abbiamo la consulta dei ragazzi che si è bloccato il sindaco. Si ritrovano nei pomeriggi e portano puntualità, per far capire un po' un piccolo consiglio comunale di ragazzi con un altro termine, con un altro modo. Quindi si creano queste occasioni. Molte volte la socialità è creata anche dalle associazioni. Diceva Mirella prima, il volontariato è fondamentale, sì, perché senza il volontariato non vivremo, non andremo avanti, non vivremo le nostre realtà, quindi ci sono comunque anche realtà del volontariato che portano avanti queste tematiche, per cui ha ragione quando dice creando questi momenti si tolgono i ragazzi da situazioni più pericolose, no? Pericolose, e quindi concordo sul fatto che vengono creati, ci sono, e quindi bene, soprattutto ripeto con l'aiuto del volontariato. Allora andiamo a vedere la prossima locandina del dottor Zabotti, poi salutiamo gli ospiti. Ecco, vediamo questa locandina, dottor Zabotti, si vuole anche commentare, ecco qua. Abbiamo, come Istituto Beato Tognolo, abbiamo una bellissima novità, nel senso che i prossimi 18 e 19 aprile avremo ospite d'eccezione e relatore tra di noi il dottor Sandro Barbagallo, che è curatore del reparto collezioni storiche dei Musei Vaticani. Cioè, una figura, è già stato l'anno scorso, ma a grande richiesta, insomma, ha avuto uno straordinario successo da noi, e sarà il 18 pomeriggio alla Basilica della Madonna ai Miracoli di Motta di Livenza. Non abbiamo ancora pronta la locandina, presente anche il Cardinale Stella, e sarà appunto relatore per la presentazione di un nuovo volume su Motta di Livenza, le ville e anche i due chiostri di Sant'Antonio e di San Francesco della Basilica di Motta. È un'opera davvero di Cristina Vendrame, davvero importante, e lui ha voluto fare la prefazione ed esserci, e ci sarà anche il Cardinale Stella. Vediamo un'altra locandina, se non ce la facciamo. Sì, il giorno dopo sarà appunto a fare una giornata di formazione aperta a tutti proprio sul tema del patrimonio artistico religioso sul nostro territorio, dal suo punto di vista, che è ovviamente l'osservatorio straordinario dei Musei Vaticani, quindi è una realtà così, è una cosa che a cui invito tutti, perché davvero è una figura, e qua continua il mio tour, ecco, con Sperare ancora, a proposito di settimana di Pasqua, e sarò appunto il 2 mattina alla CNA di Montebelluna, 2 aprile mattina, il 15 a Santa Lucia col gruppo anziani di Santa Lucia di Piave, il 15 aprile sera, e ultima data, il 23 aprile sarò all'ex osteria di Silmava Pilonetto, di Pilonetto di Senale della Battaglia, qui con Michela Possamai, a presentare la seconda appunto edizione di Sperare ancora, la vita buona, un nuovo umanesimo della cittadinanza. Assolutamente, su questi beni preziosi che abbiamo. Allora, Sindaco Canai, come ci saluta? Ormai è Pasqua, quale augurio vuole fare a Sveglia Veneti? Prego, Sindaco. Oddio, visto il momento, io faccio gli auguri per una serena Pasqua, chissà che ragionando in questi termini qualcosa possa anche cambiare, migliorare, insomma, discutendo tra di noi, e chissà che queste voci arrivino anche dove a qualcuno che qualcosa può fare per migliorare la nostra situazione. Comunque auguri di buone feste e buona Pasqua a tutti. Grazie veramente, grazie a Mauro Canal, sindaco di Refrontolo, di essere stato con noi, grazie ancora a Marco Zabotti, al dottor Marco Zabotti, direttore scientifico Istituto Diocesano Beato Tognolo. Questo grande uomo lo rifaccio vedere perché era un visionario, ma aveva visto giusto e aveva pianificato bene. Grazie ai miei ospiti, pubblicità.
trace my shadow's curve. Silver moves we don't deserve. Streetlights blinking time with us, turning dust to golden rust. Dancing in the moonlight, no steps, just the right light. Was asleep but wide awake, making dreams with every shade. Dancing in the moonlight, no steps, just the right light. Was asleep but wide awake, making dreams with every shade. Let the dawn wait at the gate. We got hours to levitate. Even when the music's gone, our silent dance keeps spinning on. Siamo qui insieme dopo dei docenti e vogliamo augurarvi di cuore che sia un percorso adesso di successi realizzati e che questo possa essere soltanto l'inizio per la realizzazione di tutti i vostri sogni. Augurarvi di cuore e buon dance! The right light, world's asleep, we're wide awake, making dreams with every shade. Let the dawn wait at the gate. We got hours to levitate. Even when the music's gone, our silent dance keeps spinning on. Ed è veramente un piacere questa mattina ospitare delle persone che stanno cercando veramente di lasciare il segno, lasciare una traccia. A chi? Con i nostri ragazzi, con i nostri meravigliosi ragazzi, con i bravi ragazzi, non quei ragazzi bravi. I bravi ragazzi sono un'altra cosa, sono quelli che si intrigano, che chiedono ai loro docenti il perché da rispondere a questi ragazzi. Cominciano da piccoli, a 4 anni, a chiedere perché, perché sono curiosi, vogliono essere intrigati, vogliono partecipare. Ne parleremo questa mattina, che ringrazio tantissimo, con la preside dell'Istituto Alberghiero Elena Cornaro, Giuseppina Fazio, che ringrazio veramente. Sono io che ringrazio lei. Veramente grazie. Qua. Assieme al professor Trivellato, grazie professor Trivellato di essere qui anche lei. Siamo partiti con questa bellissima crociera perché dobbiamo intrigare i ragazzi vivono un altro mondo, i ragazzi stanno volando, siamo noi che siamo fermi, che non riusciamo a capire che dobbiamo accompagnarli, non lasciarli soli, accompagnarli, però lasciarli loro, lasciare che inizino il percorso. Allora, cosa ci dice preside, come sono questi ragazzi? Io dico che sono bravi, che sono eruditi, magari colti un po' meno, ma molto eruditi. Il problema è che non lo sanno neanche loro, poveretti, magari che hanno questa creatività, ma bisogna tirargliela fuori. Chi è che può tirargliela fuori? La scuola, la famiglia, i genitori sono troppo impegnati, e basta, e perché? Ma di cosa vuoi parlare? Ecco il punto focale, la scuola. Pensi, e lo dico anche ai ragazzi, ne ho tanti, sapete, qui anche con altri insegnanti, che ho fatto un test, ragazzi, lo dico a voi. Con 2 scuole diverse, sabati diversi, ho chiesto le 3 cose principali che voi sentite. Ve lo dico perché sennò devo fare sempre test. Indovinate cosa avete messo al primo posto, almeno questi ragazzi, dopo non so voi, me lo direte. Al primo posto la famiglia, secondo posto la scuola, terzo posto l'amicizia. Prof, cosa ci dice? Tutti pensavano, chissà cosa chiederanno questi ragazzi, l'ultimo strumento di ultima generazione, chissà cosa. La famiglia, la scuola, l'amicizia. A lei, preside? Sì, credo che questo si inserisca all'interno di un contesto di crescita che richiede delle esperienze valoriali e che i ragazzi ritengono ancora fondamentali. E questo discorso con il quale lei ci ha presentato ci riporta sostanzialmente alla nostra esperienza, all'esperienza di questo ultimo anno e mezzo all'interno dell'Istituto Cornaro. Io porto con me il bagaglio culturale, di vita, affettivo, valoriale della mia terra, la Sicilia.
lì dove la scuola non è mai intesa esclusivamente come organizzazione tout court, ma dove la scuola all'interno di contesti anche particolarmente complessi deve significare presenza, deve significare responsabilità e deve naturalmente significare anche capacità di tenuta, lì dove le situazioni dovessero essere particolarmente complicate. Ecco, quando sono arrivata all'Istituto Cornaro, e questo è il rapporto che mi lega particolarmente con i ragazzi, con i miei studenti, non ho assunto un incarico, ho fatto una scelta. E questa scelta ha significato anche la responsabilità e la cura appunto di questi giovani che ci sono stati affidati, con una presenza attiva, con una presenza costante e cercando sostanzialmente da un lato di ristabilire all'interno di una comunità che comunque si presentava come una comunità molto divisa per certi aspetti, di ricostruire delle regole, ma le regole hanno assunto un significato nel momento in cui per i ragazzi, soprattutto che poi sono stati i primi che hanno sostenuto me e questo nuovo corso, nel momento in cui i ragazzi si sono resi conto appunto di questa presenza costante, di questo affetto. E quindi torniamo alla domanda che lei aveva posto all'interno, cioè loro rappresentano naturalmente il centro di ogni nostra azione, no? E quindi una scuola naturalmente non può basarsi su procedure, la scuola deve fondarsi su una guida e la guida sostanzialmente deve tenere come obiettivo quello di realizzare il benessere appunto di tutta la comunità, ma mettendo al centro i nostri studenti. Che sono le persone. Che sono le persone, naturalmente. Allora, professor Trivellato, spieghiamo anche cosa fa questo istituto alberghiero Elena Cornaro, perché quando parliamo di istituto alberghiero parliamo di creatività, non c'è niente da fare. Sei un creativo, diventerai un creativo, però io devo capire chi sei. Ecco, qual è la tua creatività? Prego, professor Trivellato. Eh sì, un profilo complesso quello degli alberghieri, perché contemporaneamente si pensa di formare dei professionisti che entreranno nel mondo del lavoro. Però ha ragione lei, no? Noi li formiamo gente che abbia idee e che abbia voglia anche di metterle in pratica. Perché c'è l'aspetto concreto, pratico, i laboratori per esempio, che vanno dalla cucina alla sala, al bar, all'accoglienza turistica, quindi le simulazioni d'hotel, ma anche la realtà del lavoro all'interno, attraverso una serie di iniziative che sono sia all'interno della scuola che all'esterno. La novità che è arrivata con la nostra nuova dirigente è proprio questa. Mentre eravamo sempre stati proiettati verso il territorio, e lo abbiamo confermato, molte delle nostre iniziative avvengono concretamente nella pratica all'interno di iniziative per esempio del comune di Jesolo o di comuni limitrofi, ma abbiamo pensato che noi dovevamo essere anche i protagonisti del territorio e quindi fare sì che la nostra scuola proponesse idee creative, vedasi la settimana della cultura, poi magari ne parleremo, ma moltissime altre iniziative che rientrano poi nella tipicità di che cos'è un vero alberghiero, cioè una scuola professionale. Noi ci teniamo questo termine. Io lo dico esplicitamente, noi ci sentiamo tranquillamente di giocarci la partita con i licei, con i tecnici, perché non c'è differenza dal punto di vista della formazione, per esempio curricolare. Io insegno italiano e storia, per capirci, arrivo dalla filosofia, quindi ecco, questo è il mio ambito di azione, ma non sono che uno dei tanti colleghi che lavorano continuamente nella teoria. Cosa vuol dire? Vuol dire che un nostro diplomato può iscriversi all'università, e ne abbiamo di iscritti all'università, può iscriversi a un ITS, approfondendo quindi, lo dico, gli istituti tecnici che da ormai 15 anni esistono, nei quali peraltro ho il piacere di collaborare con l'Istituto Tecnico del Turismo di Jesolo. Ecco, che cosa significa questo? Che la preparazione che cerchiamo di dare ai nostri ragazzi, poi noi chiediamo che loro devono anche studiare e collaborare, perché altrimenti, è quella di formare giovani, persone, l'ho detto bene, persone, uomini e donne in grado di entrare in una società, in grado di essere operativi, rispondendo anche a quel problema famoso, o tentando di rispondere, il mismatching, no? Questo mancato rapporto tra le aziende, il mondo del lavoro e la formazione scolastica. I professionali giocano lì la partita, si cerca di dare professionalità a ragazzi che entreranno, nel nostro caso nel mondo del turismo, ma lasciandogli una porta decisamente aperta nel caso vogliano continuare a studiare, fare un'università o un ITS. Allora, io
Ora vorrei chiedere una cosa, sia alla preside che a lei, professor Trivellato. Mi manca una pedina del mosaico, che è il mondo della fragilità e i diversamente agili. Io sono stata, ragazzi, in un istituto scolastico, sono stata invitata in un liceo a parlare di fragilità. A un certo momento, a casa lo sanno perché lo racconto spesso, perché sono stata molto amareggiata, ho chiesto, ragazzi, spiegatemi per voi cos'è un CEOD. Nessuno sapeva rispondere. Voi lo sapete? Eccolo qua. Eccolo qua. Ah, non basta, professori. Allora ho chiesto al professore, spieghi cos'è un CEOD per cortesia. Imbarazzo totale, non lo sapeva. Allora io ho detto, se forse abbiamo questi ragazzi sopra le righe, pochi rispetto a quelli bravi che abbiamo anche qua questa mattina, io li vedo, basta guardarli, sono bravi questi ragazzi, cioè non c'è ombra di dubbio, io li so riconoscere, io mi siedo vicino a quelli non bravi, li abbraccio, professore, si ritirano, hanno paura, cos'è questo abbraccio? Ma se tutti mi schivano, questo qua viene qua, si siede, non mi conosce, mi abbraccia, qualcuno mi ha detto sei una pazza, poteva arrivarti la coltellata, pensa a te. Vabbè, ho rischiato, sono problemi miei, mi sono messa in gioco, professoressa. Certo, assolutamente. Ma non è il caso che oltre a quell'insegnamento, a quella creatività che ognuno nel proprio istituto cerca di fare, io penso che tutti i professori siano bravi. Sì. Io non ci credo che non ci sia un professore bravo, che siano un po' smonati, diciamo così, ragazzi. Anche sì, è Cristo, tiriamo per la giacca. Però se li ascoltiamo, loro ti dicono quello che vogliono. Il problema è se il professore ha voglia di scendere, come l'ha detto un docente qui seduto. È come sa Mirella ha detto, noi tutte le mattine saliamo sul Monte Bianco, quando entriamo in classe, e vediamo tutto. Vediamo chi è in difficoltà, chi è il fragile, chi non ha studiato, vediamo subito. Il problema è chi di noi vuole scendere e a incontrare le fragilità, quello che ha bisogno di essere capito. E ha detto, sa Mirella, molti miei colleghi non lo fanno, per paura, per tante cose. Ma i ragazzi stanno guardando, adesso vi stanno ascoltando, loro sono molto attenti, io lo vedo, perché lei ha detto sono i miei studenti, non ha detto sono studenti, sono i miei studenti. Assolutamente sì. Lei deve lasciare una traccia, deve coinvolgerli, deve intrigarli, prego. Allora, guardi, io rispondo immediatamente, anzi sono particolarmente contenta per la domanda che lei ci ha posto. La nostra è una scuola assolutamente inclusiva e lei ha colto nel segno, perché purtroppo quando si parla, io lo ripeto tante volte all'interno della mia comunità educante, quando si parla di inclusività, si parla ormai di inclusività da un punto di vista di appiattimento, no? Noi dobbiamo includere i cosiddetti fragili, dimenticando poi che le fragilità riguardano vari aspetti. La nostra scuola, e noi siamo orgogliosi di questo, è particolarmente inclusiva e il fatto che non si sappia rispondere ad una denominazione, no? Che i ragazzi non sappiano, non significa che loro all'interno dell'istituzione scolastica, della nostra istituzione scolastica, non operino insieme ai docenti tutti i giorni per l'accoglienza, per la realizzazione di un'inclusione che sia vera, non soltanto, ripeto, con ragazzi con disabilità, ma anche con ragazzi che abbiano particolari problematiche, no? Fra l'altro il nostro indirizzo di studio prevede non soltanto il percorso tradizionale, noi abbiamo anche i corsi cosiddetti pomeridiani o serali, quindi per delle persone, anche per degli adulti giovani, perché a partire dai 16 anni, che possono iscriversi nel caso in cui abbiano avuto difficoltà nel perseguire il percorso normale, ma abbiamo anche il cosiddetto indirizzo AIFP, cioè un indirizzo, gli ex indirizzi sostanzialmente sono gli indirizzi regionali dove... Spieghi la sigla, vede? Sì. Infatti la stavo per... Vede che noi viviamo di sigle. Quando io li ospiti, anche medici, che dico scusi, spieghi, sì, perché le sigle fanno parte del nostro quotidiano. Esatto, quindi è il cosiddetto indirizzo
regionale che adesso viene ospitato dalle varie istituzioni scolastiche superiori che lo accolgono, dove i ragazzi che hanno particolari difficoltà perché vogliono anche abbreviare il corso di studi possono comunque raggiungere una qualifica alla fine del terzo anno. Perché le dico questo? Perché proprio all'interno durante la crociera che abbiamo vissuto insieme, che è stata un'esperienza non indifferente per tutti quanti noi, ho voluto e ho desiderato fortissimamente che insieme facessimo questa esperienza di crescita e poi magari chiederemo ai ragazzi che cosa ha rappresentato per loro. Noi abbiamo potuto toccare con mano il percorso fatto anche da alcuni di questi studenti che erano arrivati all'interno dell'istituto con delle particolari problematicità e che nel corso degli anni invece hanno dimostrato sostanzialmente di aver compiuto anche loro un percorso significativo. Professor Trivellato, allora le sigle, noi viviamo con le sigle, ecco, per gli addetti ai lavori la sigla la so, però non la spiego, invece la sigla è importante perché loro vivono, ecco, con queste sigle e molte volte non le conoscono. Giustamente la professoressa dice ma facciamo questi percorsi, sì, ma io non posso entrare in una classe nel 2025 e sentire che neppure il professore riconosce quella che poi non è la solita sigla, è una sigla fondamentale perché tutti possiamo diventare fragili. Certo. Non è che a qualunque momento possiamo diventare fragili. Prego, professor Trivellato. Sì, conosciamo quella sigla. In che senso? È un po' quello che ha già evidenziato il nostro dirigente. La nostra scuola ha sempre pensato che il problema del concetto, o meglio, il concetto di inclusione non fosse esclusivamente sei fragile, sei debole, cosa possiamo fare per te, ma sei diverso, cioè tu porti una diversità intelligente, una diversità effettiva, una concreta diversità. Le diversità dal nostro punto di vista crescono, abbelliscono, migliorano una scuola. Infatti discutevamo ogni tanto proprio con il nostro dirigente su cosa significa fragilità. Beh, anche un'eccellenza è fragile. Cioè anche un tempo usavano quelle parole, dotato, non dotato, peggio ancora, no? Perché allora lì la differenza diventa esclusiva, no? E quindi non inclusiva. Io ci tengo alle parole, la filosofia mi aiuta in questo. Inclusivo vuol dire stare dentro, esclusivo vuol dire uscire. Per esempio una cosa che apprezziamo, che noi vogliamo, è che anche i ragazzi di qualunque tipologia di fragilità stiamo parlando siano in classe, perché era comodo per molte scuole, lo è ancora, no? Farli uscire, c'è anche la buona scusa, li portiamo nel laboratorio, ma quella lì significa ricreare le classi di coloro che non possono stare in classe. No, non ci siamo, è faticoso, non vi sto dicendo che bello, è un percorsino da nulla, anzi impegna sia quelli che chiamiamo, e spiego chi sono, i docenti curricolari, cioè quelli che gestiscono la classe integralmente, assieme a coloro che per noi è un dipartimento intero, un dipartimento di sostegno. Anche la parola sostegno a me personalmente non è mai piaciuta, no? Perché sa di palo che metto lì per tenere su un muro che è fragile. No, non è questa la funzione, il nome è quello per cui lo uso. Perché sbagliamo sempre i nomi? Mi dispiace. Sbagliamo sempre, non ne azzecchiamo uno. Esatto. Qui non si tratta di sostenere, si tratta di stare assieme, significa camminare assieme. Includere questo, no? Tenere assieme. Quindi quella sigla in realtà racconta delle fragilità che qualche volta sono fisiche, che altre volte sono emotive, che altre volte sono sociali, che altre volte sono economiche, che altre volte sono non so stare più in una classe perché sto pensando ad altro e sono altro. Quindi ecco, questo è il gioco, la partita da fare per noi, mi permetta, al di là delle sigle. Al di là delle sigle. Allora andiamo a vedere il sapore del tempo, andiamo a vedere questo video. Ogni piatto che preparo racchiude un momento, un gesto, una scelta. Mentre il cucchiaio gira nella pentola,
il tempo scorre, lento, prezioso. Ogni profumo racconta un ricordo, ogni aroma una speranza. In cucina non cucino solo cibo, cucino giorni, attese, sogni. Curo il sale come si cura una paura. Mescolo acqua e farina come si mescolano lacrime e sorrisi. E quando servo il piatto non sto offrendo solo un pasto, sto offrendo un frammento di vita. Un invito a fermarsi, a respirare, a ricordare. Perché nel tempo che ci vuole per preparare un piatto c'è tutto il tempo che serve per vivere. Spieghiamo questa meraviglia che avete visto con questa voce suadente, questa cultura del piatto, del colore nel piatto, della natura del piatto, perché la natura è nel piatto, loro sono molto vicini alla natura, a loro piacciono i colori. Allora la cucina riesce a fare questo, la cucina è cultura, prego. Sì, questo video nasce all'interno di un progetto al quale abbiamo pensato quest'anno. Si accennava poco fa al fatto che l'Istituto Cornaro è stato sempre sede, ha dato sempre ospitalità ad eventi organizzati dall'esterno. La novità che abbiamo voluto portare quest'anno è stata determinata da una scelta di fondo. L'Istituto Cornaro non fa soltanto cultura, non accoglie cultura, ma la cultura la produce anche. E quindi si è pensato ad una settimana della cultura, quindi una settimana all'interno della quale i nostri studenti, insieme agli ospiti che abbiamo invitato su delle tematiche differenti giorno per giorno, gliene ricordo qualcuno, certamente la lotta al femminicidio è stato un momento di grande impatto emotivo. Abbiamo dedicato una nostra panchina rossa ad una vittima di femminicidio, Giordana Di Stefano, associazione Io Sono Giordana. E come abbiamo cercato di tramutare nella realtà e nell'esperienza di ogni studente questo impatto emotivo nel permettere loro poi di realizzare creativamente un piatto, qualcosa che potesse collegarsi al tema prescelto. E poi abbiamo avuto 2 giornate dedicate al cinema. Abbiamo avuto ospiti il produttore cinematografico Antonio Chiaramonte, il quale ci ha portato all'interno di una cinematografia diversa, la cinematografia sociale, ecco che abbracciamo nuovamente la tematica che le sta particolarmente a cuore. E lì i ragazzi si sono sostanzialmente cimentati, adesso lo vedremo anche con il professore Giordano e con gli altri ospiti che sono presenti, a realizzare dei piatti particolari da un certo punto di vista e poi anche a cimentarsi nella realizzazione di alcuni documentari, di alcuni cortometraggi che permettono anche di esplicitare quali sono le nostre emozioni. Che è importante. Assolutamente. L'emozione. L'emozione di realizzare un piatto ci ha portato, grazie al supporto e all'apporto di alcuni dei nostri docenti, alla realizzazione di un cortometraggio come quello che abbiamo visto. Professor Trivellato, cosa aggiungere a quello che ha detto la professoressa? È un modo per intrigare questi ragazzi, ma quello che traspare è che dobbiamo emozionarli. Ecco, io vedo ad esempio la prima volta che noi avviciniamo il microfono, la telecamera,
ecco qua il rossore, il tremore, l'emozione che arriva. Però poi quando iniziano a parlare, che si aprono, trovi tosti, determinati, con le idee chiare, ecco, non sanno bene ancora dove arriverà, quale sarà il loro futuro, però hanno l'idea del futuro, hanno l'idea dentro di loro di quello che gli intriga. Ecco, vorrei cambiare perché? Perché sono curiosa. Ecco, prima di capire devo provare. Questo è il messaggio che danno questi ragazzi, però bisogna intrigarli, bisogna emozionarli. Professore? Sì, mestiere difficile insegnare, in che senso? Allora, io credo che l'attenzione spesso si concentra sui casi gravi di cronaca, in questi giorni è evidentissima la faccenda, no? Per cui tendiamo a leggere, a parlare, a guardare, a ragionare, no? Di singoli pericolosissimi casi che danno pessimi segnali e anche segnali che devono preoccupare noi adulti. Non parliamo mai di quelle altre migliaia di ragazzi, no? Lei sta dicendo, no? Che invece sanno, fanno, vogliono, cercano, curiosano, costruiscono, lavorano. I nostri, per esempio, a noi interessano perché d'estate lavorano, cioè pochissimi rinunciano a questo, ci tengono, ma ci tengono perché io con loro ne parlo tutti i giorni. L'autonomia, dicono, ma come? Io devo dipendere anche dalla paghetta dei miei, non esiste. Ecco, questa volontà curiosa di cui lei parlava va stimolata, sì, ma nel momento in cui riusciamo a stimolarla gli effetti si vedono. Io ho fiducia in queste generazioni, lo sentirò da pochi insegnanti, io ho fiducia in queste generazioni perché le vedo agire, le vedo pensare, ma vanno stimolate, sì. Le idee che lei ha sentito prima, e ne ha accennato soltanto alcune il nostro dirigente, perché si potrebbe parlare del sociologo Francesco Pira, è venuto da Messina a ragionare di che cos'è intelligenza artificiale e applicarla. Io ho visto ragazzi fermi, incollati ad ascoltare un docente e a ragionarne poi in classe, no? Non ci avevo pensato. Questa cosa qui a me interessa da pensatore, no? Stimolare la capacità di riflettere, pensare, ma attenzione, è una cosa decisiva, ma chiesto come fare, secondo me, e lo dice un teorico, lo dice un filosofo, bisogna farli fare praticamente le cose. Applicare il pensiero significa, per esempio, trasformare un film in un piatto. Oppure far riflettere su cosa significa, non a caso costruiamo dei video simulativi per far imparare a loro che cos'è questo mestiere, no? Far riflettere su che cosa significa un cliente difficile, far ragionare sulle lingue, perché sono importanti, non semplicemente perché le devo conoscere, ma applicarle, eccetera. E l'accoglienza soprattutto. L'accoglienza su tutto, non a caso noi abbiamo, poi vedrà le nostre ragazze di accoglienza turistica, cioè noi abbiamo comparti che ragionano sempre sull'accoglienza, anche un cuoco, noi brontoliamo se la divisa non è a posto, per esempio. La sala deve essere per raccontare il piatto, non semplicemente servirlo. A noi non piace più la parola cameriere, a noi piace che questa figura sia professionalmente in grado di narrare un piatto, adesso va di moda a dirlo all'inglese, no? Lo storytelling, ma alla fine che cos'è? Raccontare delle vicende, delle storie, la storia di un piatto, la tradizione di una cultura che anche sa perché noi, professor Trivellato, abbiamo i piatti che hanno la storia, sì. I prodotti hanno la storia. Cioè noi su questo non dobbiamo imparare niente da nessuno, però i ragazzi lo devono comprendere. Ecco qua la famiglia che ha fretta, ecco l'insalata in busta, il sugo pronto, e poi diciamo questi ragazzi mangiano male, per fortuna, invece che ci sono questi istituti, dico io, però sono frequentati dai ragazzi, perciò vuol dire che qualcosa dentro di loro li accompagna per scegliere questo tipo di scuola. Prego, professor Trivellato. Sì, spesso arrivano incerti, insicuri nei primi anni, ma è normale questo, è normale che una mia prima, io insegno nel triennio e quindi li vedo un po' già cresciuti, però mi rendo conto, ne parlo con i colleghi, li vedo che all'inizio è un po' impressionante, infatti nel nostro biennio sperimentano tutti gli indirizzi, di modo che possano con un po' più di competenze scegliere poi quello che per loro potrebbe essere il definitivo. Dico potrebbe perché insisto, io non nascondo che in quinta c'è qualche ragazzo che dice io non farò il cuoco, non farò la sala, non farò accoglienza, no? È una sconfitta? No,
Io lo dico sempre, no, non lo è, perché tu hai conosciuto dei percorsi, hai capito che cosa non ti piace. Beh, questo è importantissimo nella vita, perché allora posso scegliere in maniera diversa. Ecco perché insisto, l'apertura a un'università, un ITS, noi la dobbiamo sempre garantire, anche se pensiamo che questi sono ragazzi e ragazze che devono poter entrare in un ciclo lavorativo professionale. E poi mi concluderei con questo: che soddisfazione vedere qualche nostro studente che è iscritto all'università e che d'estate va in cucina, va in sala, va negli alberghi. Perché? Perché devo pagarmi gli studi. Avete capito chi sono i bravi ragazzi che abbiamo tante mattine, che voi ascoltate, e basta solo intrigarli e loro vi diranno quale sarà il percorso che vorrebbero fare, però bisogna accompagnarli, da soli non la possono fare. Allora io ringrazio veramente la professoressa Giuseppina Fazio, ringrazio il professor Trivelato, che lasceranno il posto a altri due docenti, e andiamo a vedere San Valentino. Vamos con él, ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el lindo. Nos fuimos fuego. Vamos con él, ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el lindo. Esto está como pa' rumbear, pa' pasarla caliente. Toda mi gente nos favorece el sol, tu bronceado y el calor. No puede estar mejor. Esto está como pa' rumbear, bailando caliente, del pali de frente. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor. No puede estar mejor. Súbela, bájala y ponle bajo, pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tienes ahí. Síguelo así, que este party no tiene fin. Activa, brinca, la casa candela, canta la suela, hunde esa tela, así que me paso que suena la rumba buena, que hay muchas nenas, mira la escena que mano arriba, no la dejen caer. Seguimos hasta el amanecer. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa lindo. Igual controlando. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa lindo. E adesso saluto e ringrazio la professoressa Sara Montagnier assieme alla professoressa Luana Saivezzo. Parleremo di accoglienza, di orientamento. Allora, professoressa Montagnier, cosa dice di questi ragazzi la parola accoglienza? Prego. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per averci ospitato. Allora, accoglienza turistica è il professionista, insegna ai ragazzi ad accogliere i clienti, non soltanto accoglierli, ma curarli, coccolarli durante il loro soggiorno presso le strutture ricettive, alberghi, campeggi. Organizziamo anche degli eventi, sanno gestire meeting, congressi, convegni, questo grazie anche alle collaborazioni che abbiamo con gli enti e il territorio, con i quali credo molto in questa collaborazione, perché Squadra. sì, facciamo squadra. I ragazzi si mettono all'opera in modo concreto, non soltanto a scuola ma anche con il territorio, e in questo possono mettere le loro competenze acquisite a scuola nel vivo. Ecco. I ragazzi imparano a gestire situazioni di problem solving, non soltanto a scuola appunto, ma anche con gli enti esterni, fanno delle esperienze in stage, a volte all'estero. Collaboriamo con il progetto Erasmus, quindi ragazzi, che è fondamentale e importante, soprattutto per la conoscenza delle lingue straniere, perché da noi studiano 2 lingue straniere, il tedesco e l'inglese, e quindi devono rafforzarle con queste esperienze innovative. Ecco. Professoressa Montagnier, lei ha parlato di accoglienza, però per fare una buona accoglienza, una vera accoglienza, bisogna avere anche una certa sensibilità. Devi capire chi hai di fronte nel momento che accogli. Come sono questi ragazzi
quando la prima volta accolgono. Ecco che devi mettere in pratica quello che io ho cercato di farti capire, la sensibilità che devi avere con questa persona che vai ad accogliere. Allora, i ragazzi sono particolarmente sensibili appunto perché, come dicevamo prima, il nostro istituto è molto inclusivo, quindi hanno questa sensibilità in più proprio vivendo con i propri compagni di classe determinate situazioni. A partire dal 4º anno poi studiano anche tecniche di comunicazione e relazione e acquisiscono maggiore empatia, quindi proprio a pelle sanno immedesimarsi nel cliente e anticipano le richieste che vengono fatte dal cliente. L'orientamento, un'altra parola importantissima, questa parola che veramente qualcuno deve capire, l'orientamento. Prego, professoressa Saizza. Allora, la nostra scuola chiaramente ha questa funzione di orientamento e orienta i ragazzi sia in entrata che in uscita. Cosa significa? Che la scuola è aperta chiaramente al territorio. Per quanto riguarda l'orientamento in entrata, spesso i nostri ragazzi vanno nelle scuole medie, presentano la nostra offerta formativa e comunque descrivono un po' quello che avviene all'interno della nostra scuola, facendo in modo appunto di sensibilizzare anche altri compagni un po' più piccolini. Abbiamo anche un altro metodo che utilizziamo, che sono i mini stage, dove accogliamo proprio a livello di inclusività le scuole medie del territorio e i ragazzini vengono da noi a fare dei piccoli progetti per vedere effettivamente come funziona la nostra scuola, no? Per cui i laboratori sono aperti ai più piccoli, seguiti dai più grandi e chiaramente dai docenti. L'orientamento in uscita è un orientamento che stiamo curando negli ultimi anni in modo veramente peculiare, per cui, come diceva prima il professor Trivellato, si aprono le porte agli ITS, si aprono le porte alle università che vengono proprio in presenza nella nostra scuola e descrivono, no, quello che può essere un futuro per i nostri ragazzi. Ma non solo, abbiamo avuto anche ospiti a livello proprio di attività lavorative, perché l'orientamento deve essere aperto a 360 gradi, diciamo, non soltanto alla parte dello studio ma anche alla parte del lavoro, no? E spesso appunto direi che nell'ultimo periodo almeno un paio di volte alla settimana abbiamo delle organizzazioni che vengono ospitate a scuola e che fanno orientamento ai nostri ragazzi. Senta, professoressa, l'uscita, ecco, nel momento che c'è questo orientamento in uscita, lei cosa vede, cosa sente da questi ragazzi? Cosa dicono questi ragazzi? Beh, abbiamo una buona percentuale di ragazzi che nonostante, come si diceva prima, no, inizialmente possono avere una difficoltà di scelta nel che cosa fare poi. Spesso invece questi interventi aiutano loro nella scelta futura, per cui abbiamo anche una buona percentuale di ragazzi che continuano gli studi, magari come diceva il professor Trivellato, non necessariamente nell'ambito ma magari con scelte diverse, ma una buona parte che invece si occuperà o andranno ad occuparsi appunto del settore ristorativo e ricettivo. E qualcuno di loro opta magari per quello che è il percorso alimentare, perché da noi si fa anche tanta cultura dell'alimentazione e scienza dell'alimentazione, e altri invece, come si diceva anche prima, scelgono il mondo del lavoro. Allora, adesso io ringrazio queste due professoresse, dobbiamo chiudere perché abbiamo 2 ore, ma il tempo è tiranno, lasciamo il posto a un altro professore e a uno studente o una studentessa, vediamo chi ha voglia di iniziare a fare questo orientamento, questa accoglienza, questo percorso, e andiamo a vedere proprio giornata affettiva e rispetto. C'è una farfalla bianca che prova a nuotare all'aria di chissà che il mondo mente. Vorrei darle di più di quel che posso dare, farle sentire più di quel che sente. Si posa una farfalla sulla spalla,
Oggi mi siedo e resto ad ascoltarla. Poi dice che non è più tempo di parlare, che poi domani è un'altra vita da incontrare. Dice ti prego mi porti al mare, avrei bisogno solo di capire. Per vivere quel che la signora Vera Squatrito, a nome nostro, a nome vostro, consegno, mi pregio di consegnare il premio alla memoria e al coraggio alla signora Vera Squatrito per l'esempio di forza e dignità nel custodire la memoria di Giordana Di Stefano e nel testimoniare con il suo coraggio il valore inviolabile della vita e del rispetto. Grazie. Si posa una farfalla sulla spalla ed io non posso darle altro se non un addio, che il suo destino è fragile come la forza, ma dice che oggi vola ed è lì la ricchezza. Rinchiude in un minuto 20 anni di cose, il tempo in fondo è quello che noi gli affidiamo, di quelle ali tra 100 anni chissà che rimane. Mi dice lascia ai bimbi il sogno di volare, ma ora ti prego mi porti al mare, qualsiasi posto purché sia altrove, dove non servono più le parole. Ed io ti porterei, io ti porterei in un posto dentro, in un posto. Adesso iniziamo con i ragazzi, con gli studenti, accompagnati anche da un altro docente, da un altro insegnante. Allora, Gheorghe Nicolas, questo ragazzo, questo studente con la sua divisa, questo ragazzo che è intrigato da questo istituto alberghiero. Com'è nata questa passione? Perché hai deciso di iscriverti a questo istituto, Gheorghe? Sì, allora, sin da quando sono stato bambino mi è sempre piaciuto dare una mano alla mamma, alla nonna quando cucinavano. Fermo, mamma e nonna, sempre, comunque mamma e nonna. Esatto. Più nonna, più mamma? Più la mamma, perché essendo che ho delle provenienze dalla Repubblica Ceca e dalla Romania, io vivo in Italia, mia mamma vive in Italia, ho avuto poca possibilità di vedere i miei nonni, quindi più con la mamma. Cosa ne pensi di quello che hai sentito nella parte appunto dove hanno parlato sia la tua preside che gli insegnanti? Ecco, condividi quello che hanno detto, vuoi aggiungere qualcosa che non hai sentito? La parola accoglienza, sensibilità, anche studio, scuola, certo. Amicizia, compagni, prego. Allora, io mi sono integrato bene a scuola, soprattutto con i compagni, con tutti quanti. Soprattutto i primi 2 anni sono molto utili perché impari a fare più cose, tutti i 4 settori, quindi pasticceria, accoglienza, sala, cucina. E a me mi ha sempre preso la cucina perché, come si può dire, è dove ti puoi esprimere un po' di più, secondo me. Invece la pasticceria sul dolce, io sono più sul salato, mi ha sempre catturato subito la cucina. Un'altra cosa che volevo chiederti, ma facendo anche questo percorso, io penso che la parola noia non vi possa appartenere. No. Perché voi anche quando andate a casa, tornate a casa, potete sempre creare un qualcosa Esatto. Che veramente questa scuola, questo istituto ha cercato di farvi entrare in questo corpo, in questa mente, in questo cuore, perché è un assieme di cose per creare. Ecco, e cos'è la noia per te? Quando senti dei ragazzi, ma che noia, mi stanco, non lo so, cos'è la noia per te? Allora, per me la noia è un momento, per me la noia personalmente è la solitudine. A me non piace stare da solo, quindi quando sono da solo è un momento di noia, non so cosa fare. Mi piace sempre essere in compagnia, quindi a scuola la noia non la trovo, perché sono sempre che parlo, sono una persona che parla molto. Quando vai a casa? Quando sono a casa ho sempre mia mamma con cui parlare, ho amici, quindi ho sempre qualcosa da fare, mi tengo sempre occupato nel fare qualcosa. Allora, professor
Giuseppe Giordano, cosa dice a questo ragazzo? La noia non mi appartiene, però la solitudine non mi intriga, non la voglio sentire, ho bisogno di compagnia. Ecco qua la compagnia, l'accoglienza, la compagnia. No, ma loro si annoiano, diciamo, a un certo punto, poi trovano, sono molto attivi. Io li vedo in laboratorio, li vedo durante l'attività, collaborano, si stuzzicano, si stimolano assolutamente, cambiano le ricette, le modificano, le riprovano. Secondo me la noia non gli appartiene a questi giovani, loro sono molto avanti, poi hanno tutta questa tecnologia, li stuzzica sempre, l'intelligenza artificiale non solo, loro la provano fino a un certo punto, poi in laboratorio l'intelligenza artificiale viene messa da parte perché noi apprezziamo la tecnologia, apprezziamo tutto, ma alla fin fine poi qualcosa di concreto sul piatto dobbiamo anche mettere. Quindi secondo me loro non la sentono, loro sono ragazzi veramente in gamba, partecipano e fanno parte, diciamo, di un gruppo che la noia la provano veramente poco. Sono pochi i ragazzi che si annoiano, sono quelli che poi faranno altro nella vita, però i ragazzi sono molto svegli. Lui è mio alunno ormai da 5 anni, quindi lo accompagniamo fino alla maturità e per noi è un grande piacere, spero anche per loro, e comunque secondo me sono molto molto vivaci. Senti Nicolas, cosa secondo te la parola accompagnamento, quanto è importante per voi essere accompagnati da una persona di vostra fiducia? Ecco, voi cercate questo, cercate anche di essere compresi, non sempre è facile, siete anche molto chiusi. Ecco che il laboratorio può anche aprire, perché il laboratorio fa squadra, l'hai detto anche tu prima. Quanto importante è fare squadra sia con i tuoi amici ma anche con i tuoi professori, che diventano automaticamente degli amici vostri. È un amico il professore, è una persona che posso guardare negli occhi, che posso confidarmi, ma io non devo essere fortunato ad avere quel professore o quella scuola, io dovrei avere quello che mi aspetta di diritto, professore, essere accompagnato nella maniera giusta. Trovi corretto quello che ho detto? Sì, sì, certamente. È una cosa molto importante dal mio punto di vista creare anche un rapporto di amicizia con i professori, perché se non si crea quel rapporto magari il professore non riesce a capire quello che provi in quei momenti, magari sei in un periodo brutto e non ti apri col professore, magari il professore pensa solamente che sei svogliato, che non hai voglia, invece magari c'è sotto qualcosa che ti turba, che fai fatica ad aprirti, ecco. Professore, mica facile con questi ragazzi, ha capito? C'è qualcosa che mi turba, allora se ho il professore amico riesco a far capire che non è la giornata giusta per me, però c'è un motivo. Ecco, non sempre la didattica deve essere, a mio avviso, professore, inserita ogni giorno, magari c'è anche il giorno dell'ascolto, della comprensione, i ragazzi hanno tanto bisogno di questo. Ecco, li vedo un po' persi, un po' con questi esempi sempre negativi, e dai, con questi, le guerre, i femminicidi, e questi ragazzi che poi pochi sono, non capisco bene, sono lì fermi. Ecco, questi coltelli che sembra che sia proprio un mondo fatto di ragazzi con il coltello. Non mi sembra che stiamo esagerando, continuando a parlare di questo, invece di parlare, come facciamo questa mattina, di questi bravi ragazzi? Sì, assolutamente, si sta esagerando, sì, noi li ascoltiamo, loro parlano con noi. Io parlo del mio lavoro, noi lavoriamo in classe, lavoriamo in laboratorio, io lo dico sempre fortunati, perché in laboratorio si sta un rapporto diverso dall'essere insegnante curricolare in classe che in laboratorio. Loro in laboratorio noi ci accorgiamo, quando un alunno non sta bene, ci accorgiamo in laboratorio, si sfogano con noi li ascoltiamo assolutamente e siamo fortunati perché riusciamo a capire le problematiche. Poi si parte sempre dal discorso di stare sul Monte Bianco, scendere a valle con i nostri alunni. Perché è impegnativo anche. È impegnativo, sì, noi non mettiamo la didattica prima, noi mettiamo prima gli alunni, l'ascolto e poi la didattica, perché è importante seguirli. Poi impareranno anche dopo, non è la scuola che li forma, ma li formiamo prima nella vita, come diceva lei prima, diceva la dirigente, i miei colleghi. È tutto un percorso fatto assieme e di ascolto. Allora andiamo a vedere, facciamo anche un altro cambio perché sono tanti, ma io voglio ascoltarli un po' tutti perché poche parole ma importanti. Andiamo a vedere, visto che avevo parlato di alberghiero, di cibo, andiamo a vedere questo buffet al Pala Turismo.
buongiorno, sono Oda. Benissimo, l'avviso subito. Grazie mille, arrivederci. Mrs. Jones, your taxi for the airport has arrived and it's waiting for you outside. Thank God. It's about time. My flight now leaves in 3 hours. I'm sorry, let me check the traffic situation. Well, it looks like everything is clear, Miss Jones, and you should be there in 40 minutes and have plenty of time to check in with no rush. Okay, thank you. Good to know. I feel a bit relieved now. It's my pleasure. And thank you again for choosing our hotel, and I wish you a good flight back. Thank you for your kindness, Oda. Bye. Goodbye. Buongiorno. Buongiorno, siamo i signori Ferrari. Abbiamo prenotato una matrimoniale con vista mare per l'intera settimana. Buongiorno signori Ferrari e ben arrivati. Vi ho riconosciuto immediatamente dai documenti che ci avete inviato. Come è andato il viaggio? È stata un'odissea, traffico ovunque, code, poi tra l'altro per arrivare qui all'hotel c'è anche un senso deviato, quindi ci avevamo messo il doppio del tempo praticamente. Mi spiace, capisco. Posso assicurarvi che da adesso in poi potrete godervi solamente relax e tranquillità. E visto che avete già conseguito il check-in online, non mi resta che darvi i vostri chiavi. Ecco qui, la camera è la 305. Grazie. E tra l'altro è una delle camere più silenziose, tranquille e con un chiesto che mi sta male. E visto che avete affrontato un percorso un po' scorrento, posso consigliarvi, posso darvi un suggerimento per alleviare le tensioni? Sì, ben venga. Suggerimento. Allora, il nostro centro benessere offre una promozione chiamata Relax Veloce, consiste in un massaggio alla schiena e al tralice cervicale proprio mirato alla guida prolungata. Un massaggio, non potrei desiderare di meglio in questo momento. Ok, allora la prima disponibilità è tra mezz'ora, quindi avete il tempo di mettere a posto le vostre cose e raggiungerci. Io preferisco in realtà andarmi a fare un tuffo in piscina. E io non posso rifiutare una proposta del genere. Benissimo, signora Ferrari. Allora, mi segno il suo nome e la attendiamo alle 4:30 davanti al centro benessere. Qualche informazione sulla camera. Allora, qui a sinistra trovate l'ascensore per il terzo piano, i bagagli ve li portiamo in qualche stanza. E cos'altro? Vi auguro un splendido soggiorno. Sapete che per qualsiasi informazione sono qui. Grazie. Grazie Maddalena. Gentilissimo. Grazie mille. Siamo con altre due ragazze, due studentesse. Claudia Rosin, grazie di essere qui assieme a Valentina Salvalaio. Allora Valentina, visto che sei la più emozionata, allora cosa vuol dire per te questo video, l'accoglienza, il rispetto, le regole, la buona cucina, il laboratorio, gli amici, la scuola? Quello che ti intriga di più quando entri in questo istituto, cos'è? A me piace tanto l'opportunità che ho avuto di confrontarmi con altri settori, appunto la cucina, la pasticceria, la sala, e poter lavorare con loro insieme, collaborare, creare eventi trasversali anche e sviluppare delle competenze emotive, empatiche e niente, io sono molto felice insomma di questo percorso. Hai fatto bene a dire, perché la squadra mi intriga, la squadra fa parte di me, mi crea il gruppo. Io ho avuto dei ragazzi che si occupavano di robotica e ce n'era uno in particolare molto timido, ma anche che non riusciva bene a capire se aveva scelto la scuola giusta, il percorso giusto. A un certo momento lui era sempre un po' distante da quello che era il gruppo e un po' alla volta vedeva che questo gruppo era molto affiatato, era intrigato, che lavoravano, che cercavano, e un po' alla volta si è avvicinato, ma sempre con un po' di superficialità. Beh, poi alla fine sai cosa mi ha detto? Ha detto: io non lascerei più quel gruppo.
quel gruppo è riuscito a intrigarmi. Non avrei mai immaginato che la robotica mi intrigasse, ed è stato il gruppo. Cosa ne pensi, Claudio? Quanto è importante è il gruppo, l'amicizia, ecco, che ti fa veramente emozionare, ti fa sentire che non sei sola, che se hai bisogno anche di un aiuto io ci sono, posso aiutarti. Prego. Allora, secondo me la formazione passa anche in secondo piano, perché la cosa fondamentale è saper creare un gruppo, è saper stare all'interno di un gruppo, saper fare anche amicizie, nuove conoscenze. E questo ti dà anche un supporto poi anche nello studio. Puoi affidarti ai tuoi compagni, chiedergli cosa effettivamente non hai capito, di rispiegarglielo. I professori servono a insegnare, servono a trasmetterci qualcosa, ma servono anche tanto i compagni. I compagni li posso considerare anche come una seconda casa, una seconda famiglia, e sono tanto importanti. Hai detto una cosa importante, sì i professori ma i compagni. Compagno che se ho bisogno vado da lui e chiedo: ma avete bisogno di un leader o avete bisogno della squadra? Penso di una squadra, perché il leader può fare fino a un certo punto. La squadra messa insieme si crea più forza, si sta bene, meglio insieme, legati. Condividi? Assolutamente sì. Ritengo che comunque la figura del leader sia molto importante, e questo l'abbiamo studiato anche con tecniche di comunicazione. E pertanto la leadership sì è importante, però è importante anche il gruppo stesso. È importante il leader, la leader o la persona? Ecco, voi a chi fate riferimento? Nel vostro gruppo di amicizie guardate più il sesso maschile o femminile o guardate più le persone e la squadra? Le persone e la squadra. E cos'è che vi attira da questo ragazzo? Ecco, io vedo quando entro nella scuola siete tutti bellissimi, tutti preparatissimi, tirati a lucido, come si diceva. Cos'è per voi anche capire che oltre alla scuola c'è anche la persona, come mi vesto, come entro, come mi guarderanno, cosa voglio dire col mio atteggiamento? Quanto importante è per voi trasmettere anche queste sensazioni? È importante, però quando poi entri in quell'ambito diventa in secondo piano, quindi ti concentri di più appunto sulle compagnie, sul gruppo, sul bene altrui, ma anche sul bene proprio. Quindi... Però l'immagine è la prima cosa che voi dovete dare quando entrate? Sì, specialmente nel nostro settore. Claudia, sei d'accordo? Sì, sono assolutamente d'accordo. L'immagine è la prima cosa che guardano, cioè come si pone prima una persona, cioè chi sei. Questa divisa nostra che abbiamo in accoglienza turistica, ma come anche in altri settori, ci rappresenta, cioè noi siamo questo, però serve anche tanta empatia, soprattutto in questo settore. Serve per riconoscere la persona che si ha davanti. Perché io sono del parere che non sono tutti portati a una professione, lo si può essere più su un'altra materia, un altro settore, però serve tanto anche l'empatia, gioca un ruolo fondamentale. Perché hai scelto questa scuola? Prima abbiamo sentito la mamma, la nonna. Ecco, tu perché l'hai scelta? Io ho scelto questa scuola perché avevo la passione e ho tuttora la passione del viaggio. A me piace viaggiare, piace medesimarmi nelle culture altrui, quelle che ho davanti, però per poterlo fare servono delle competenze, servono la conoscenza delle lingue straniere, serve anche la comunicazione. È fondamentale saper comunicare con persone che non si conoscono. Le lingue sono fondamentali in questo settore, ma anche per la vita. E la parola sicurezza, voi siete una figura fragile rispetto alla figura maschile quando girate, quando vi allontanate da casa. Cos'è per te la sicurezza? Per me la sicurezza è... non saprei definirla a parole. È una parola tanto grande, però a me non piace viaggiare da sola, a me piace viaggiare in compagnia,
perché ho paura che da sola possa perdermi da qualche parte. Invece se sono in compagnia anche con un'altra persona, non necessariamente in gruppo, cioè, se siamo in due ci facciamo forza e sappiamo come uscirne anche se ci mettiamo in qualche situazione un po' scomoda. E questo. Perciò la scuola ti dà quella sicurezza. Faccio un viaggio, ma cerco di farlo accompagnata, non da sola, non sono pronta per affrontare il viaggio da sola. Sei d'accordo? Sì, in quanto donna soprattutto, purtroppo, viaggiare da sola diventa anche un pericolo, un rischio, e nonostante recenti studi dimostrano che la donna viaggia più da sola rispetto all'uomo. Quindi sì, questo è paradossale, però è vero, ed è importante per la donna sentirsi però è sicura. anche vero che sono persone che hanno fatto già dei percorsi. Assolutamente sì. Per arrivare a questo hanno già fatto dei percorsi. Io sono convinta che i percorsi iniziali erano in compagnia, poi un po' alla volta, quando si sono aperti al mondo e hanno visto che la cultura diversa non è una cultura sempre che aggredisce, che fa paura, ma è una cultura che ti accoglie. Ecco, io ho degli amici veramente che vanno a fare volontariato in paesi incredibili, lontanissimi, e quello che mi raccontano è l'accoglienza. La prima cosa che vedono è il sorriso, l'abbraccio, quel poco che hanno lo dividono. Siamo noi forse qua che siamo troppo chiusi, facciamo fatica a capire che il diverso non deve far sempre paura, il diverso deve essere capito, deve essere accolto, devo interfacciarmi per capire chi ho di fronte. Allora capisci che la cultura è diversa, le lingue sono diverse, ma se li imparo riesco a dialogare, a ragionare, a capire chi ho di fronte. Io vi ringrazio ragazze, andiamo a vedere un altro video, intanto facciamo entrare altre 2 studentesse o studenti, vediamo chi arriva. Un'occasione importante e strategica per aprire gli occhi su nuove possibilità, su nuove idee, su nuove strade da percorrere insieme. Il dialogo è rappresentato da Donna. Grazie a tutti. 'Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. Siamo onorati di averla qua e ovviamente ci aspettiamo magari nel prossimo futuro possa raggiungerci. Le nostre porte saranno sempre aperte e accoglienti per persone splendide come lei. Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. Ed eccoci qua con altri 2 ragazzi, 2 studenti, siamo con... Cantamburlo Lorenzo e Dumitra Luca. Allora, Lorenzo, quello che hai sentito sia dai tuoi insegnanti, da questa preside, io ho capito è siciliana, cioè un cuore ardente, una passione. Pensate questa donna che è venuta a insegnare al nord, questo nord chiuso rispetto al sud. Io dico sempre, prof, che ci sarà anche il profondo sud, ma qua c'è un profondo nord, ragazzi, che è tutta da raccontare. Ecco, cosa vuoi dire a questi insegnanti che hai sentito? Loro
loro stanno cercando di farvi capire la passione che credono in voi. Ecco, siete voi poi che dovete dare dei risultati. Ecco, questo insegnamento continuo, questo laboratorio che però è il vostro orientamento, è la vostra creatività. Cosa vuoi dire? Certamente, Lorenzo? allora loro ci stanno insegnando molto, da quando noi siamo arrivati in prima a quando noi stiamo arrivando in quinta a finire l'anno, ci stanno portando al di fuori in un mondo lavorativo molto complicato. Ci stanno insegnando tanto, ci hanno dato tanto e ci daranno tanto fino alla fine, quando entreremo nel mondo del lavoro e fino alla pensione sentiremo ancora il loro supporto. Senti Lorenzo, cosa hai provato quando hai sentito di questo ragazzo che ha colpito così violentemente con il coltello questa insegnante e poi che non è stato detto, invece l'altro ragazzo che ha cercato di difendere l'insegnante si è messo di mezzo anche rischiando. Ecco le due realtà, il buono e il cattivo, però il buono che sta cercando di prendere le difese di questi insegnanti che la vede in difficoltà, diventa fragile. Ecco, come è arrivato questo messaggio a te Lorenzo? Poi lo sentiremo. È arrivato come un messaggio di comunque conforto, perché anch'io mi sarei messo al posto del ragazzo che ha provato a difendere l'insegnante, perché comunque vedere una persona in difficoltà come un insegnante, anche se è più grande, fa molto, si fa sentire, diciamo, e quindi così. Avete mai provato la sensazione di creare imbarazzo all'insegnante, di vedere che l'insegnante in quel momento è in difficoltà all'interno della classe perché qualcuno o qualcuna di voi ha un comportamento sopra le righe? Sì, molte volte. Molte volte. Molte volte. E come lo vivete questo momento? Sempre con molta fragilità rispetto all'insegnante, perché comunque lui o lei si mette di proprio impegno, lui ci prova comunque, anche se poi noi proviamo a fare più casino e tutte queste cose così, lui ci prova lo stesso e si vede che ci tiene al suo lavoro, all'impegno che ci ha messo per studiare, per portare le conoscenze anche a noi. E tu cosa dici? Come commenti? Allora nome e cognome un'altra volta? Sì. Perché... Il mio nome è Luca Dumitran e per parlare di questo dovrei riprendere una parola della quale avete parlato prima, l'accompagnamento. Sia per quanto riguarda il ragazzo che ha accoltellato la docente, ma anche per esperienze che si hanno all'interno della classe, come magari un'ora in quale si fa molto casino. Io trovo che l'accompagnamento sia una cosa che può mancare. Nel nostro caso no, posso dire che nella nostra scuola già dall'inizio, già dalle classi prima e seconda, io mi sono trovato accompagnato da parte dei docenti nella scelta dell'indirizzo, nella scelta di ciò che volevo fare e specialmente nel capire che cosa mi piacesse fare. E questa parola, l'accompagnamento, è una cosa che ci ha portati dalla prima elementare, ci porterà avanti tutta la vita. Con la fine della scuola e poi anche quando cominceremo un lavoro saremo sempre accompagnati da qualcuno, perché da soli è molto difficile proseguire nella vita. E io trovo che nella nostra scuola specialmente, sia durante le lezioni ma anche in eventi extrascolastici, come ad esempio gli eventi che noi facciamo ad esempio oggi, o anche la crociera potrebbe essere un buon esempio. Nella crociera noi eravamo 120 ragazzi accompagnati da soli 5 docenti, però grazie sia a maturità da parte nostra ma anche a organizzazione e anche responsabilità da parte dei docenti siamo riusciti a gestirci per una settimana intera all'esterno della scuola, proprio per il fatto che eravamo accompagnati. I docenti ci hanno permesso di capire ciò che stavamo vedendo nelle città, quindi oltre a fare un semplice viaggio anche ad acculturarci, a vedere delle cose che comunque nella vita ti rimarranno impresse. Un buon esempio potrebbe essere, magari nel mio caso, la Sagrada Famiglia, una cosa che io non pensavo fosse così impressionante, però una volta che mi ci sono trovato davanti l'ho trovata veramente sorprendente, mi ha lasciato senza fiato e trovo che comunque tutte queste piccolezze, anche non solo, perché la crociera non la considererei proprio una piccolezza, sono delle cose che vanno fatte insieme sia ai nostri compagni, non solo di classe, anche di scuola, perché come puoi vedere siamo insieme tutti qui oggi, ma anche insieme ai nostri docenti, alla dirigente, che ci permettono di avere queste opportunità e ci danno l'opportunità di crescere. In queste situazioni, in questi momenti anche un po' diversi dal solito, questa televisione, questi studi televisivi, vedete questi insegnanti come una parte di amici che vi accompagnano, oppure c'è sempre
questo rispetto anche per l'insegnante che in questo momento dà visibilità alla mia persona. È più un amico o più un insegnante questa mattina? Allora, ovviamente io direi dipende sia dalla persona di per sé sia da docente a docente, però io trovo che i docenti, specialmente negli ultimi anni delle superiori, quindi classi quarte e quinte, passano da un educatore, da un docente ad essere più non solo degli amici ma dei punti di riferimento per la persona. Che bello, che bella sta frase che hai detto, dei punti di riferimento. Professori, avete sentito cosa vi dicono i vostri ragazzi? C'è una telefonata per voi, abbiamo Maurizio da Conselve, vediamo cosa vuol dire Maurizio. Maurizio? Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi illustri ospiti. Hola, così mi piace, sei partito bene, illustri ospiti. Sarò molto critico sul fatto dell'accoltellamento dell'insegnante. Purtroppo bisogna dire quello che è giusto dire. Allora, innanzitutto, il ragazzo, diciamo così, quello che ha ucciso, che ha ferito gravemente l'insegnante, dovrebbe essere punito molto, molto severamente, ok? Anche perché qua purtroppo ormai in Italia è concesso tutto. Se vai in giro a spaccare la testa a una persona, tu non ti fai neanche un giorno di galera, e allora dove sta la giustizia qua? Dove sta? Fermo, basta così perché devo andare avanti, ma sei stato molto chiaro. Allora sentiamo a Lorenzo cosa dice a Maurizio. Questo ragazzo deve essere punito severamente, non potete andare in giro e fare quello che volete, spaccare la testa a tutti, che non è proprio così, ma non importa, rispondiamo al nostro Maurizio. Sono d'accordo completamente, che andrebbe punito più severamente, anche non so adesso quanti anni abbia il ragazzo che ha fatto questo crimine. E sono d'accordo. In merito a quello che ha detto anche il tuo amico qui vicino, cosa dici? Quello che ha commentato anche con questo insegnamento, con questo accompagnamento, sei d'accordo? Sì. Sei d'accordo? Sì. E questa scuola come è stata scelta? Allora, è stata scelta più per amicizie. Non sapevo cosa fare perché a 14 anni non si è, secondo il mio punto di vista, non si è ancora in grado di scegliere per il futuro, per i prossimi 80 anni, non si sa. Però penso di aver fatto una buona scelta. Io non sono un ragazzo che sa stare fermo, non mi sarei mai visto sul libro a studiare, non mi sarei mai visto seduto in un banco fermo a scrivere. E preferisco ancora anche adesso mettere le mani in pasta. Sei creativo? Esatto. Sei proprio un creativo? A me piace di più il settore del bar. E quindi comunque è un luogo che non ti fa mai stare fermo, non c'è un minuto che non puoi perdere tempo e ti dà molto spazio di creatività. E l'alcol come vedete? Questo alcol, ecco, vedo che già che sorrisi, era normale che io ti facessi questa domanda. È vero che i ragazzi bevono molto oppure non è proprio così? Come vedi la situazione? Di la verità, non sono ti preoccupare. d'accordo che bevono. Bevono. La Mirella lo dice sempre, avete ragione, vedete. Sì. Ma soprattutto nelle fasce d'età un po' più piccole. Esatto, ma il secondo bere me... cos'è per voi? È come un qualcosa che ti fa sentire più adulto, più importante, oppure che ti fa staccare la spina da quelli che sono i problemi che magari quotidianamente tutti quanti viviamo? No, staccare la spina no, perché di problemi ne sorgono dopo, quindi... soprattutto quando sei un po' più piccoli ti fa sentire un po' più grande, dici questa cosa la posso fare, quindi ti fa entrare in un momento, perché alla fine è un momento, non è una cosa che resta, è un momento che ti fa sentire felice e ti fa sentire felice? Sì, in quel momento sentito? sì. Ecco, l'alcol fa bere, fa sentire felice, No, sei d'accordo? Allora, ovviamente sì. Lavorando in questo ambito, avendo avuto l'opportunità di studiare effettivamente che cos'è l'alcol, cosa sono i drink, cosa sono i cocktail, l'alcol è una cosa che è stata ideata principalmente per far stare bene, perché ovviamente se non sto bene bevendolo, perché lo bevo? Però trovo che l'alcol sia un'arma abbastanza a doppio taglio, perché magari molte persone, come noi ad esempio, che lavoriamo nell'ambito dell'ospitalità, della ristorazione, sappiamo effettivamente che cosa sia l'alcol, quanto ne puoi bere, come devi berlo e gestirsi, però molti ragazzi, specialmente quelli più giovani, età comprese tra 14 e 16 anni,
ne fanno abuso. Proprio per quello io considero che l'alcol non sia una cosa da vedere né come buona ma né cattiva, ma bensì come uno strumento che può essere utilizzato, perché effettivamente ciò che è uno strumento che noi utilizziamo per stare bene, ma spesso non riusciamo a gestirlo abbastanza e ci affoghiamo effettivamente. C'è un'altra telefonata per voi. Abbiamo Monica da Paese. Vai Monica. Ciao. Io volevo sfatare una lancia anche per i bravi, perché ci sono tanti bravi ragazzi come i ragazzi che ci sono in studio, che non sono tutti così, e comunque ci sono tanti bravi ragazzi anche dove lavoro io, che fanno i corsi di informatica, ci sono tanti bravi ragazzi e bisogna anche, diciamo, essere positivi, nel senso che sono il nostro futuro, bisogna, come si dice, bisogna essere accondiscendenti ed essere positivi per loro, ecco, questo volevo dire. Condividete quello che ha detto Monica? Certamente. Vi sentite dei bravi ragazzi? Certamente. Bene, allora adesso andiamo a vedere un altro video e abbiamo altri due bravi ragazzi o ragazze. Andiamo a vedere, vediamo quale video mettono sulla regia, perché hanno loro tutta la scaletta. Andiamo a vedere e poi facciamo il cambio. Sì, ma buongiorno signorine, buongiorno. Buongiorno, non è mica tanto un buongiorno. Cioè, sono le 9 di mattina, scusate un attimo, da questa mattina che mi sono preparato per uno degli appuntamenti più attesi della mia vacanza, che è una gita di 40 km in mountain bike. E non ci siamo, non scandalo. Guardi, intanto buongiorno signor Mancini, e vedo che c'è un problema logistico, se mi può dire quale sia in modo da risolvere. Signorina Giorgia, sì. Lei chiama problema logistico come se fossimo tra gli scaffali di Amazon. Invece il problema è concreto e pratico, perché mentre io qui vedo la mia prenotazione che mi parla di una mountain bike professionale, adesso non dico una Factor, una Cannon, ma almeno una Scott. Ecco, mi scusi se me ne intendo, anche perché 40 km di sterrato non li faccio di sicuro con quella bici che avete dato voi, che, permettetemi, A è una bici da città, B è più vecchia di mia moglie, e in più aggiungo che va bene mia nonna, però era comprarsi il giornale, sempre ammesso che gli gonfiasse le gomme, quindi non mi muoverò con quello di sicuro. Certo, guardi, io intanto la ringrazio moltissimo per avermelo riferito nell'immediato, e capisco la sua frustrazione, perché se la bici non conferma la domanda ha il diritto di essere sconfitta. Voi avete organizzato, voi risolvete. Infatti dobbiamo agire in fretta. Il cliente difficile, ne parliamo con? Sofia Cimarosto. E? Serena Moretto. Allora Sofia, cosa dici? Questo cliente è difficile, la scuola è difficile, gli insegnanti sono difficili, oppure sono i compagni difficili o le compagne? Come vedi la situazione? Ma varia tutto, anche ci sono certi compagni più estroversi, alcuni più introversi, comunque alla fine anche la scuola, gli insegnanti ci insegnano a fare amicizia anche con loro, integrarli, e anche a noi fa molto piacere. Riguardo ai clienti, noi siamo di pasticceria e non abbiamo un contatto diretto, però comunque magari ci arrivano richieste su cambiamenti dei dolci, e allora a questo punto dobbiamo inventarci. Certo, studiando siamo preparati e sappiamo cosa fare per un cliente che soffre di diabete o allergico al glutine o al lattosio. Molto importante questo. Questo dolce, questo tiramisù ormai che ha invaso l'Europa, questo tiramisù, io sono convinta che abbiamo anche tanti altri dolci meravigliosi, adesso c'è la primavera, ecco questi frutti, le crostate, ecco l'orientamento qual è? Questo orientamento anche nel capire l'esigenza di questo dolce, ecco voi fate la pasticceria, questi dolci più apprezzati, ecco qual è l'orientamento secondo te? In terza facciamo torte nazionali, studiamo bene le basi di pasticceria, le creme, le frolle, anche la sfoglia, e tocchiamo per la prima volta i panificati, che sembrano semplici ma in realtà sono molto tecnici. Poi in quarta facciamo anche torte internazionali,
Cosa sono le torte internazionali? Beh, per esempio la cheesecake, la Sacher, che studiamo anche con la professoressa di tedesco, giustamente perché ha un'origine austriaca. Ecco qua, cultura, sì. Lingua. E poi anche in quinta esploriamo il mondo della cioccolateria e ripassiamo le basi vecchie perché comunque non fa mai male, e facciamo anche torte moderne molto difficili, complicate, e da lì il lavoro di squadra è molto importante perché capita di avere 6-7 preparazioni da fare in 3-4 ore. Cioè è una scuola anche impegnativa, è un laboratorio impegnativo quello che stai veramente spiegando. Non è che puoi essere superficiale, cioè devi mettere tutta l'attenzione possibile e capire veramente la quantità e la dose anche degli ingredienti. Certo, bisogna essere precisi, però è importante anche essere creativi. A quel punto, quando arriva una problematica, di essere creativo e trovare la soluzione, non solo in maniera tecnica ma anche creativa. Insomma, magari copri quel buchino che si è creato sulla torta, quella bolla, e molto bello perché ascolti le idee di tutti quanti. Ecco, poi la squadra, ecco, che ti fa anche capire se hai raggiunto l'obiettivo, se sei stata brava o se hai fatto flop. Tu come vuoi commentare, ecco, questa creatività? Cos'è la creatività per te? Per me la creatività è saper come magari decorare un dolce, però anche come idearlo dall'inizio. Sono molto d'accordo su quello che ha detto Sofia, perché comunque bisogna lavorare in gruppo. Non è facile lavorare in gruppo perché ci sono persone che hanno idee diverse dalle tue, però devi saper ascoltare e cercare magari di capire qual è l'idea migliore e appunto essere creativi dal punto di vista anche del lavorare in gruppo. Allora, mettiamo anche un'altra parola, la gelosia. Ecco, quando una riesce, quando vedi che è più brava di te, sei un po' gelosa? Penso che gelosa magari non è il termine giusto, ma forse un pelino sì, magari è un po' nascosta, ecco. Però cerchi di capire perché a lei viene meglio, magari chiedere consigli, e impari anche da lei, quindi ti porti nel bagaglio personale qualcosa in più che magari prima non avevi. Una cosa che noti tra ragazzo e ragazza, io ho avuto un grande, ho avuto la fortuna con un grande mangiatore, proprio uno dei più grandi che abbiamo avuto a Treviso, che era il presidente della Fondazione Cassamarca, Dino De Poli. Tanti di voi non lo conosceranno, ma qualche insegnante sì. E lui mi diceva che la creatività nel piatto è la donna che la figura femminile. Lui diceva sempre questo. Per carità, bravissimi i cuochi, ma la donna, la creatività della donna ha quella marcia in più. Condividi? Ma sì e no, perché magari noi abbiamo quell'occhio di riguardo su quel piccolo dettaglio. Ma ce l'abbiamo? Sì, ce l'abbiamo, però magari anche il cuoco ha lo stesso occhio magari per il proprio piatto, che può essere un primo, comunque lo stesso occhio critico su cose diverse, ma secondo me ce l'abbiamo sia uomo che donna. Cosa vuoi dire ai tuoi insegnanti che hai sentito questa mattina, ai tuoi prof, a questa preside che veramente ce la sta mettendo tutta per fare questa scuola professionale inclusiva? Che fanno bene, ecco, perché è una cosa bella includere comunque altre persone che magari non ce la fanno, ma passatemi il termine, non ce la fanno, però secondo me è bello aprirsi a nuove esperienze, nuove attività, e sono felice appunto che la Preside abbia iniziato queste iniziative che ha fatto. E tu cosa vuoi dire ai tuoi insegnanti che ti stanno ascoltando? Un grazie a 360 gradi, grazie di averci accolti e accompagnati in questo lungo percorso. Veramente è difficile di base, però grazie a voi ci sentiamo più a nostro agio, ecco, di fronte alle difficoltà che troviamo. Bravissime, penso che veramente questi insegnanti se lo meritano veramente, specialmente anche questa preside, perché anche lei deve fare squadra e non è sempre facile, perciò la ringrazio anch'io veramente, grazie. Allora andiamo con altri due ragazzi, un altro video e sentiremo altri due ragazzi. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous, even though it's only church where we were going.
No, Sunday mornings I just sleep in. It's like I buried my faith with you. I'm screaming at the God I don't know if I believe in, 'cause I don't know what else I can do. I'm still holding on to everything that's dead and gone. I don't wanna say goodbye, 'cause this one means forever. Altre due ragazze, anzi una ragazza e un ragazzo. Allora, Nicole, come partiamo? Intanto cosa vuoi dire ai professori? Perché siamo quasi in chiusura e devi assolutamente dire qualcosa dopo che hai sentito e dopo anche i tuoi compagni. Un grazie comunque a tutti quanti, perché comunque loro ci spronano ogni giorno e ci aiutano, come hanno detto i miei compagni, in questo percorso. Adesso arrivano le vacanze pasquali, per voi è una gioia oppure questa scuola mancherà? Allora, mancherà perché comunque stare in compagnia con tutti quanti, ogni volta diciamo che lasci l'ambiente scolastico, dopo manca. E quando rientri comunque è bello rivedere i compagni che magari non vedi, che magari vedi soltanto a scuola, però da un'altra parte non mancherà. Fabrizio, tu cosa dici? Cosa vuoi dire a questi insegnanti, a questi amici, ecco, a questi compagni che hai sentito questa mattina? Beh, io li ringrazio per tutti questi 5 anni che mi hanno supportato, ok? Perché non sono sempre stato, cioè, sei un modello. Sei vivace, sì, Fabrizio? Sì, sì. Sono molto creativo, ecco, mi piace cucinare, sono molto creativo. Però nonostante appunto disguidi o cose, cioè, siamo riusciti ad avere un ottimo rapporto anche a livello d'amicizia, ok? Al di fuori anche della scuola, cioè posso avere qualcuno su cui contare, ecco. Ascolta Fabrizio, hai detto sono molto creativo, ma l'hai detto talmente convinto che vuol dire che ci credi a questa creatività? Sì. No, beh, cioè io ho scelto questa scuola inizialmente perché pensavo fosse per me una cosa da poco, detto sincero. Non mi piaceva studiare, pensavo fosse una scuola così. Dopo pian pianino ho scoperto che cucinare, ok, era la mia passione, ok? Cioè stare in cucina è casa mia. Io sento appunto di stare bene quando entro, varico le porte appunto della cucina. E da lì pian pianino ho fatto sì il mio percorso. C'è un altro ragazzo, chi è che manca? Chi è deve venire veloce? Chi è che manca? Vieni veloce vicino alla Mirella, vieni qua con me. Vieni qua. Facciamo tutto io e te, guarda, non facciamo... Tieni questo, siediti al posto della Mirella, vieni, tieni questo. Grazie mille. Allora, presentati, chi sei e sentiamo la tua creatività. Vai. Io sono Oda Eladec e sono anche io molto creativa. Diciamo che il mio settore accoglienza turistica viene più visto come serio e più determinato, però diciamo che anche noi nel nostro settore abbiamo la nostra creatività, ad esempio con la creazione dei menù. Abbiamo avuto un evento dell'Andis, Associazione Nazionale dei Dirigenti Scolastici, e abbiamo fatto la creazione di dei menù e diciamo che come tema principale c'era il viaggio. Infatti noi, la nostra classe, se ne è uscita con una bellissima frase che la scuola è come un viaggio. E è come se stessimo tutti quanti su una nave e il nostro dirigente scolastico è come il timoniere di questa nave. Che bello questo esempio che hai fatto. Ascolta, alle tue insegnanti cosa vuoi dire? Grazie, sono solo al 4º anno, quindi diciamo che mi manca ancora per finire, però ringrazio veramente tanto i nostri professori per la gentilezza di come ci trattano, anche non solo, ma diciamo che loro in noi vedono cose che noi stessi non vediamo e non capiamo. Le nostre capacità loro le percepiscono ancora prima di noi. Ma li avete sentiti questi ragazzi questa mattina? Li avete sentiti? Guardate che sono questi i vostri ragazzi, i vostri nipoti, i vostri figli. Ma voi parlate con questi ragazzi oppure vi nascondete dietro la foglia di fico? Cioè, i genitori si nascondono dietro la foglia di fico? No, io ho per fortuna comunque dei genitori che si interessano tanto comunque, a parte a me, ma comunque a quello che faccio a scuola e comunque nella mia vita privata. Quindi io parlo di tutto, soprattutto con mia mamma, parlo di tutto quanto. E col papà? Sì, anche, però meno, parlo di più con la mamma. Fabrizio, veloce? Io sì, cioè anch'io, i miei genitori appunto sono tanto aperti, quindi riesco a confidarmi. Più papà o mamma? Papà.
papà. Lui mi ha messo nella cucina e riesco tanto a trovarmi con lui, ecco. E tu, i nonni? Allora, mia nonna sì, lei è molto aperta con me, diciamo che gli interessa molto quello che faccio, mi fa sempre domande, diciamo che lei è stata come una mamma per me perché mi ha cresciuto quando mia mamma doveva lavorare, quindi insomma è bello anche che mi sta vedendo in questo momento. La salutiamo? Ciao nonna. Salutiamo sti nonni, ragazzi, perché va bene i nonni. Allora Sofia, saluti i nonni. Ciao nonna, ciao nonni. Fabrizio? Ciao nonna. Quanto importante è salutare i nonni per voi? Allora, per me, mia mamma non c'è sempre stata da piccolo e mio papà anche lui lavorava e tutto, quindi i nonni sono sempre stati, soprattutto la nonna, è figura di riferimento per me. Lei mi ha cresciuto i primi anni e a lei vorrò per sempre bene. Fabrizio, ci dimentichiamo un po' troppo spesso dei nonni, secondo te? Sì, secondo me sì. In questo periodo, e sentendo tanti pareri di altre persone, non danno tanta importanza, però dopo senti storie di magari qualcuno che non ha la possibilità di averli ancora con loro e un po' fa emozionare, ti fa riflettere questa cosa. Che bello, ti fa emozionare. Allora, cominciamo a salutare. Che saluti vuoi fare per Pasqua agli telespettatori, alle telespettatrici, ai nonni che ti stanno ascoltando? Come li saluti? Li saluto dicendo di godersi tutto, di essere sempre felici e di ringraziare perché, come sempre, l'accompagnamento che ogni persona ci accompagna nella vita ci dà e ci dà sempre qualcosa. Sofia? Io saluto tutti quanti, auguro comunque delle buone feste, di mangiare tanti dolci e niente. Fabrizio? Buone vacanze di Pasqua. Ma è così difficile fare gli auguri, ragazzi? Forse dobbiamo fare più auguri. Cosa dici, Fabrizio? Un pochino sì. Dai. Un pochino sì. Mettere un po' di creatività anche lì, però va bene, dai. Bisogna essere un po' più creativi anche nei saluti. Allora anche voi a casa, quando arrivano questi ragazzi, cercate di essere creativi, magari un bel abbraccio, un bel bacio grosso che se lo merito. Forse dovete farlo anche voi, non solo loro. Grazie a questi meravigliosi ospiti che ho avuto questa mattina. Adesso andiamo a vedere il vostro assegno a chi è andato. Ciao e grazie veramente di tutto. Grazie prof. Grazie. Cara famiglia di Rete Venete, questa è una coppia che noi abbiamo già aiutato, però diciamo il contributo viene dato in due fasce. Perché? Perché viene monitorato dal sindaco del suo paese, che è Camisano Vicentino, proprio per far capire l'importanza dei soldi che noi diamo a queste famiglie. Perciò tramite il sindaco e i servizi sociali e l'assessore di competenza i soldi vengono monitorati. Loro portano gli scontrini per far vedere come vengono spesi questi soldi, in maniera che siamo tutti tranquilli. Perciò adesso, oggi diciamo, sono ritornati a Treviso perché sono venuti a prendere la seconda tranche, perché era stato deciso di darli in 2 volte. Allora questo è il contributo della grande famiglia di Rete Veneta. Grazie. Spero vi porti fortuna, perché loro dormivano in macchina, dormono ancora in macchina perché case non ce ne sono, e perciò voi sapete che noi dobbiamo sostenerli finché una luce non arrivi in fondo al tunnel. La luce sarebbe una casa. Non è che vogliamo dire questa cosa, anche una capanna basta avere un quarto, insomma, ecco, non so. Anche un prefabbricato, diciamo, proprio non per dormire in macchina o in strada. Una camera, una cucina e un bagno, insomma, quello che mi serve, insomma, per fare una vita da persone normali, perché in macchina si sta tanto mai, voglio dire. Ormai tutto quanto, qua con una sciatica, qua è sempre buona che voglio fare la Infatti sei sempre più grasso, credo. Infatti sì. Ero 90 kg, adesso sono 70, perché no, ma il che non mangia tanto. Ringrazio la grande famiglia di Rete Veneta perché senza di loro non avrei posto a fare niente. E il direttore che ringrazio perché mi ha fatto anche partecipare con l'aiuto tuo e su, insomma, ecco. Vabbè, ora andiamo a tornare con Fiat de Magnar, dai. Loro sono arrivati con il treno perché hanno l'assicurazione della macchina scaduta, non hanno il bollo, perciò noi siamo andati a prendere la stazione, adesso li riaccompagniamo alla stazione perché altrimenti come fanno a muoversi? Lupo, mi raccomando. Grazie. Ciao, in bocca al lupo. Ciao. Grazie. Ciao. È tutto. Vai. Andiamo, grazie. Grazie. Ciao, buona serata. Ciao.